Bellini, ho fatto la pennichella, ho fatto un po' il nap e adesso possiamo parlare, posso ascoltare voi, possiamo riflettere, parlare della partita, ma anche di quelle che sono le prospettive. Penso che le parole di Conte saranno fondamentali, insomma, da descrivere, da analizzare, da commentare. E poi ci divertiamo perché questa potrebbe essere l'ultima live della stagione. Poi vi spiego. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loriane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. Grazie a tutti amici per i vostri like preventivi. Ci spostiamo, ci siamo. Ci spostiamo e ci siamo. Leggo già dei commenti sulle parole di Conte. Le voglio ascoltare con voi perché a me onestamente lascia pochi dubbi. Mi è sembrato un saluto. Però un saluto, come vi dicevo, senza sbattere la porta, senza andare allo scontro, e mi sembra una cosa positiva, mi sembra un momento di crescita, tra virgolette, dove poi bisognerà rispondere con un profilo altrettanto importante per quanto vi riguarda sulla panchina e faremo un po' di... C'ho un'idea molto precisa di quello che si deve fare, quello che vorrei che si facesse. Qualcuno invece dice ancora non è sicuro, non sono sicurissimo della sua cosa. Adesso vediamo. Allora, poi, come vi dicevo, visto che... un po' di- quando fai il riposino. Visto che io, quando ci sarà Napoli-Udinese, penso che riuscirò a vederla, ma poi sarò in volo. E quando sarò in volo credo che non potrò andare live. Di conseguenza oggi la live la sviluppiamo in maniera diversa. Ascolterò un pochino prima i vocali del gruppo Telegram, prenderò più commenti possibili da voi e poi apro la chat, apro proprio il video, cioè chi vuole venire, entrare, salutare, un commento, un saluto, perché chiudiamo in amicizia, tutte quelle cose che sono le nostre cose, like preventivo e commento per l'algoritmo. Grazie mille. Un saluto anche a Polly che ci ha accompagnato tutta la stagione. Sarò piccione, esatto. Volerò come un piccione vagabondo. Oggi piccione pure, me la voglio rivedere perché alcune cose ero ancora dormendo, insomma così. Si è evoluto il Pisa, non lo so perché, ogni volta io quando vi dico una cosa dietro le quinte, insomma che quando scrivo i file, quando faccio una copertina oppure un video, il file non lo scrivo mai con il nome esatto, con la grammatica esatta, l'ortografia, no, l'ortografia, insomma, le lettere non sono mai esatte. E lo faccio di proposito per non creare accavallamenti di file. Cioè, esiste un file che si chiama Pisa, posso aver fatto in passato. Allora, evitare di sovrascrivere, io scrivo Pisa. E oggi mi è venuto così Pisa e quindi l'ho voluto condividere anche con voi. Allora, vedi, non è detto che vada via, dice Angela. Secondo me è proprio il Napoli che non è sicuro di Conte. Se fosse vera questa cosa, lo spogliatoio non contento, sarebbe meglio cambiare. E questo è un altro tema, ovviamente senza dare insomma troppa importanza a quello che è il corona, eccetera, eccetera. Io posso telefonare, ma io quanto mi sono divertito. Se non avete visto la reaction e siete qua in live, siete completamente pazzi. Perché mi sono divertito da morire, questa cosa nuova mi è venuta e penso che le farò tutte così le reaction, o meglio devono uscire spontanee le cose, però senza dare troppa importanza a Corona, io sempre per intuizione, sempre per ragionamento mi rendo conto che lavorare, ecco perché poi Conte magari non riesce a rimanere per troppi anni su una panchina, perché dare il 120, il 130, il 150% sempre al massimo non è facile. Ci sono giocatori che ci riescono, altri che hanno bisogno di cambiare, hanno bisogno di avere un altro tipo di rapporto, magari
la coccola piuttosto che il rimprovero. Non ho detto piuttosto che tutte cose positive, no, o la coccola o il rimprovero. E lavorare con Conte 3 anni può essere tosta per un gruppo. Quindi un rinnovo di Conte, un rinnovo, o comunque la prosecuzione del contratto, per me dovrebbe portare poi a un bel rimpolpamento della rosa di chi almeno ha fatto 2 anni già con Conte, perché è stancante. E di questo mi rendo conto. Raffaele, allora per quanto riguarda un pochino, lui ha buttato pietra senza fare grandi nomi, da quello che ho capito. Poi ho visto dei video di Corona che parlava nello specifico di alcuni calciatori, ha parlato di altre cose, poi ha detto il Napoli, ho delle cose da dire, non lo sopporto, però è rimasto molto vago per quanto riguarda il Napoli, mentre sulle altre situazioni ha fatto proprio i nomi e ha parlato di tutto nel dettaglio. Però non lo so, ovviamente queste voci un po' le cavalcano visto che Corona ha accennato e arrivano gli spifferi, è inutile negarlo, insomma, abbiamo sentito anche Spinazzola che in campo stesso aveva detto no, non mi mettere a destra, non mi trovo, è forzata come decisione, quindi può essere se fai 2 più 2 che qualche giocatore è un po' stanco di questo, di quello che ti chiede Conte. E quello che ti chiede Conte è proprio quello che noi abbiamo chiesto nell'annata del 10° posto, perché vi ricordate che a un certo punto nell'analisi generale, aspetta, 47 mesi di membership, ancora noi, ti prego, la famosa canzone, ancora noi, ti prego resta. Grazie, grazie Nick. Ti saluto Pietro, ti saluto, come no? Saluto tutti voi. Dicevamo, nell'annata generale, no? Dove noi analizzavamo qua ha sbagliato Garcia, qua Mazzarri così, Calzona, eccetera, eccetera. Però c'era una sensazione di fondo che i giocatori avessero mollato dopo aver perso il contatto con la vetta e che non avessero dato più. E quando poi si è parlato di Conte, tutti all'unanimità, Conte è quello che serve perché serve il sergente di ferro, vieni, falli lavorare, farli sudare, falli buttare il sangue, tutti proprio. E mo invece no, dobbiamo, li spreme troppo. E allora, hai capito, è difficile se la coerenza non avviene nemmeno nel giro di un anno che ci dimentichiamo o cambiamo idea sotto questo punto di vista. A me fa un po' ridere, onestamente. Però, questo è. Senza di lui è fallimento. SpongeBob, io mi sono divertito. Nel gruppo Telegram ho scritto questa cosa. Vogliamo sognare, sogniamo. Ok, va via Conte. Il Napoli prende un profilo top top top. Per top 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 intendo quelli là soliti, che sono quasi inavvicinabili come nome, perché quando dici Guardiola, Klopp al Napoli sono nomi che ti... Allora, lo fai così e quindi rilanci con il centenario e cerchi di dare una continuità di un allenatore ma proprio serio, importante, e là mi diverto io a sentire l'ambiente Napoli che riesce a criticare anche Klopp e anche Guardiola, perché Guardiola è un allenatore finito, non è più il Guardiola di... Guagliù, non vedo l'ora, mi divertirebbe moltissimo. Quindi lo fai così. Oppure se Conte lascia, il Napoli ha 2 strade, o prende questo qua, come ho detto, di grande livello, oppure vuoi prendere uno della nuova guardia. Non fatemi riscaldare minestrine. Uno della nuova guardia, cioè di quelli là più moderni, come abbiamo descritto, Fabregas, De Rossi più che grosso, per capirci la mia idea calcistica. Rossi pure mo tiene un brutto record addosso col Genoa di 5 partite in casa perse. Però è il Genoa, dobbiamo dare anche quello come cosa da considerare. Prendi uno della nuova guardia, però ci parli chiaro. De Laurentiis ci parla chiaro e dice: signori, purtroppo l'unica cosa che possiamo fare è ricominciare. Accettate che si possano fare anche dei campionati di livello medio-alto senza competere, senza arrivare secondi o primi, però io devo investire tutte le risorse che abbiamo, le devo fare per il centro sportivo, per lo stadio, sarebbe il non plus ultra,
E io là lo accetto, io là dico va benissimo e non protestiamo e accettiamo anche, e là è solo la continuità nella crescita, altrimenti tu hai messo delle basi, e adesso sentiamo le parole di Conte, hai messo delle basi solide, le basi solide in questo momento sono solamente di una squadra che è andata in Champions anche quando ha smesso di lottare per lo scudetto, e questo è il nuovo punto, perché noi abbiamo sbloccato varie verità. Il Napoli non può mai vincere lo scudetto contro queste tre. Spalletti ce lo ha fatto vedere. Il Napoli non può vincere punto a punto lo scudetto. Conte ce lo ha fatto vedere. Adesso Conte ci ha fatto vedere la terza cosa che noi davamo per impossibile. Quando il Napoli non lotta per lo scudetto in Champions League non ci arriva. Abbiamo smesso di lottare per lo scudetto perché il divario si è aperto. Siamo andati in Champions con una giornata di anticipo e adesso sul divano ci guardiamo lo psicodramma che potrà essere della Juventus, molto probabilmente, del Milan o della Roma. Quindi questa è una terza verità sbloccata dal Napoli, che secondo me è una cosa che non potevamo immaginare, e io sono onestamente molto contento. Quindi direi, Palladino è un altro di quelli nuovi che va analizzato bene. Bisogna capire però cosa c'è di strano in Palladino, cioè che pure con la Fiorentina aveva fatto bene, poi che fa, molla lui, lo cacciano loro, adesso solamente mezza stagione con l'Atalanta, che fa, molla lui, lo cacciano loro, quindi voglio capire bene che tipo di personaggio è. Comunque, il Napoli non vede cadere dal pero, non deve. Sì, Roberto, su questo è chiaro. Io su questo sono sicuro al 100% che De Laurentiis stia già, o ha già contattato, stia contattando i profili che più gli interessano, e spero che abbia la voglia, l'ambizione. Poi si parlava il centenario, non è il centenario di De Laurentiis, è il centenario del Napoli, quindi va rispettato questo. Squalleon, un fondo di verità nelle voci di Corona c'è, ma risalgono probabilmente ai problemi avvenuti pre-gennaio, dove poi c'è stata epurazione e gente che non ha più visto il campo. Capiamo chi resta. Bello spunto, Michele. Ottimo spunto, perché poi tu riprendi delle verità e su queste, questo è proprio esattamente quello che ho risposto in privato a quelli che mi hanno chiesto. Dice, ma mo ha parlato Corona, parlerà Corona, tu cosa sai, cosa non sai? E ho detto, se Corona si mantiene vago, e noi le cose che non hanno funzionato tra Conte e la squadra le sappiamo già. Sappiamo che Lucca, no? Il gesto di Lucca non si è preso anche a livello di allenamenti e di cose, perché si è sentito poi l'ultima ruota del carro quando è arrivato Oilun. Lo sappiamo che Lang non si sono presi molto a livello mentale. Conte è stato abbastanza chiaro sotto questo punto di vista. Lo possiamo accettare o no? Possiamo però rilevare e capire e ammettere che quando poi c'è stato quel momento dove Conte post Bologna ha urlato, ha tuonato, là abbiamo ricambiato marcia, abbiamo vinto abbiamo la Supercoppa e una serie di scontri diretti importanti che oggi fanno la differenza, perché vincere quegli scontri diretti ti ha messo con la tranquillità di tenere a 3/6 punti dietro le squadre che adesso si stanno affannando, e poi queste le vittorie ultime, insomma quelle con la Cremonese e con il Pisa, che possiamo dare per scontate perché sono squadre piccole, ma sono le squadre piccole battute dall'Inter in continuità che gli fanno vincere lo scudetto, perché l'Inter negli scontri diretti non è andata bene. Visto che sono di più le squadre piccole, sono quelle che tu devi battere in continuità. Il battere anche la Fiorentina, perché poi mi viene la Fiorentina, visto che la Juve stecca con Lecce, col Verona, con la Fiorentina, e là vengono meno le cose. Quindi è corretto quello che dici, può essere che siano quelli là che già sono andati via e che magari ritornano, quindi possiamo capire cosa succederà. Allora, esatto, Alevit, è quello che almeno non abbiamo fatto. L'annata di Garcia era post scudetto, nuovo allenatore. Adesso abbiamo fatto un post scudetto, stesso allenatore, e per me, se poi meglio ancora se finiamo proprio secondi. Adesso siamo sicuri della Champions, però
devi perdere con l'Udinese, deve vincere il Milan, così, e ti deve fare anche una migliore differenza reti, si devono incastrare una serie di cose, è ancora possibile, però per me, almeno in campionato, è abbastanza dignitoso. Le parole di Conte, lui non nasconde la Champions e la delusione per la Champions, e questo è importante. Tra De Rossi e De Zerbi chi preferisci, al di là del possibile approdo in terra partenopea? Decisamente De Rossi. Decisamente De Rossi per una questione di comunicazione. Poi De Zerbi è molto più identitario, dà un'identità molto più precisa alla squadra, il che ti può andare bene, molto bene, se gli dai però il tempo, se gli concedi di sbagliare, se accetti che alcuni gol brutti li prenderai per poi fare quei gol belli che ti porta a quel tipo di calcio e quella filosofia calcistica. Io ho paura, io quando vi dico la mia preferenza tengo sempre presente lo stare in Italia e lo stare a Napoli, cioè l'ambiente napoletano, che si divide per facilità poi di discussione, e quello che significa anche l'ambiente in Italia, dove non abbiamo gente che ci difende. Quindi De Rossi, che invece come comunicazione è perfettissimo, è il mio preferito, almeno quello. Poi a livello di allenatore dovrà sicuramente crescere, ma mi fa vedere che l'approccio moderno ce l'ha. Daniele è impazzito completamente, grazie mille per la tua generosità, amico mio. Vale, amici Berini, vi voglio bene, il centenario è alle porte. Dalle dichiarazioni di Conte una cosa è chiara, almeno per me le basi per continuare ci sono, per chiudere nell'anno del centenario, come ha detto Ciro Ferrara. E adesso le ascoltiamo, dai, prendiamo spunto anche da questo commento, perché metto pausa, ascoltiamo Conte, metto pausa e commento proprio parola per parola, per chi magari non l'avesse sentito, per dirvi perché secondo me questo è un saluto. Ci dovevamo preparare, che sarebbe stata una stagione Sentite? complessa, ed è anche per questo motivo che l'anno scorso c'erano tante voci, no, che dicevano della mia partenza, però io ho sempre detto che spero, quando finirà il mio ciclo, di lasciare una base solida. Fermi tutti. Allora, quando dice questa prima frase, Conte secondo me dice anche l'anno scorso c'erano voci della mia partenza e non sono partito. Quindi questa prima frase può sembrare un'apertura. Però il modo in cui lui conclude questo discorso, dice: io ho detto che quando si conclude il mio ciclo, devo aver lasciato delle basi solide. Secondo me la risposta è proprio qui. Cioè, io non avrei lasciato l'anno scorso, e non ho lasciato l'anno scorso perché non avevo ancora messo basi solide. Abbiamo vinto uno scudetto punto a punto, ma la rosa non aveva quella profondità anche per poter affrontare le 3 competizioni. Queste sono le basi solide. E quindi cosa succede? Che in questo anno devi aggiungere molti giocatori, i 9 che poi diventano 11 che dice Conte, e li dovevi poter gestire in maniera diversa, e qua nella gestione ci può essere anche un mea culpa di Conte, o un nostra culpa, cioè noi che diamo colpa a lui. Quindi adesso forse si può parlare di basi solide e dice: Presidente Aurelio, ti lascio una squadra che dopo il primo posto fa il secondo, i giocatori alcuni li sono stati inseriti, altri si possono inserire, se non succedono tutti questi infortuni l'anno prossimo avete una base solida su cui ripartire. Alessandro, bentornato. Qualcuno ha detto l'anno prossimo 90 punti. Speriamo, amico mio, qua diventa sempre più difficile raggiungere quelle vette, lo stiamo vedendo, però dai, speriamo semplicemente sempre di divertirci, speriamo sempre di cercare di crescere anche noi come tifoseria, dove vincere non è l'unica cosa che conta, per divertirci, perché capisco che qualcuno dice: a me non mi interessa, mi basta vincere, ed è un discorso. Un altro dice l'estremo opposto, dice: io non voglio nemmeno più vincere, preferisco arrivare secondo, terzo, quarto, ma mi voglio divertire, non mi diverto con questa squadra. Poi esiste anche una versione mediana, una versione più equilibrata, che dice: aspetta, però le emozioni anche di lottare, anche con un po' di sofferenza, a volte vedi delle cose buone, a volte meno, e ne puoi parlare. Alla fine è sport, alla fine è calcio,
e non è vita o morte, sono soldi, questi sicuramente sono soldi, però calma, calma, e anche se non si vince, secondo me si possono vedere le cose positive di una stagione e le cose negative. Quindi, basi solide per lottare per il quarto posto. Fabio, io sono molto sereno oggi, quindi ti ho letto adesso. Se devi rompere solo i coglioni, ti consiglio di andartene perché non ho voglia proprio di fare polemica. Oggi sei in minoranza con l'anticonte, quindi divertiti, ma ti leggerò probabilmente, ma prenderò pochi commenti perché sono sereno, non mi posso intossicare appresso a te. Non mi, io lo sto alzando il livello, tu lo vuoi abbassare e purtroppo mi scoccio. Non ti blocco. Fatti la tua cosa, parla con la chat se vuoi, però tengo che fa. Una base solida che possa continuare poi a lottare per dare fastidio alle solite note. La risposta te l'ha data Conte. La base solida per continuare a lottare, per dare fastidio alle solite note. Se tu pensi di essere il Real Madrid che ogni anno devi lottare per vincere, ti sbagli di grosso. È una stupidaggine, è un modo di approcciare la nostra squadra in maniera sbagliata. Non può andare così. Tu devi pensare di poter dare sempre fastidio e se un anno... Lo dice Conte, ascolta. Inter, Juventus e Milan. Sicuramente Ascolta. noi quest'anno io sapevo che ci sarebbe stata una stagione complessa, l'ho detto, perché quando introduci comunque 9 giocatori, 11 in tutto, e li introduci non perché si vogliano spendere i soldi, come ho letto da qualche parte, è stato speso questo, è stato speso quest'altro. Se tu non hai giocatori sei costretto comunque ad implementare la rosa. Noi siamo stati costretti a implementare la rosa, altrimenti io ne avrei fatte volentieri a meno di portare dentro 11 giocatori. Quando porti dentro tanti giocatori è inevitabile che c'è anche qualche difficoltà di inserimento, perché arrivano 11 teste e 11 cervelli che devono entrare in simbiosi con un gruppo che c'era. E sicuramente Capito? 11 cervelli che devono allinearsi con quello che si deve fare, con il modo in cui si fa l'allenamento, con il modo in cui devi affrontare la partita. Non è facile. Qualcuno lo fa, qualcuno entra bene. Per esempio Højlund, no? Il lavoro che ha fatto Højlund, che si è messo a disposizione, ha cambiato completamente il suo stile di gioco per mettersi a disposizione della squadra, senza avere tempo di rifiatare, senza avere ricambi. Quello, no? La mentalità di McTominay, la mentalità di Højlund, eccetera, eccetera. Ci sono altri che possono essere un po' più farfallini, e lo sappiamo. è inutile negarlo, questo ci sono state delle difficoltà, di inserimento di alcuni calciatori, e questo ci ha portato sicuramente a affrontare tutte le competizioni non con quel numero che pensavamo di poterla affrontare. Al tempo stesso poi ci sono stati questi infortuni gravi, ribadisco, infortuni gravi perché ho sentito parlare di metodologia, ho sentito parlare di tante cose, però dico, cioè, una metodologia, a Napoli ho cambiato metodologia, quindi ho preso, abbiamo rotto Lukaku, abbiamo rotto De Bruyne, abbiamo rotto Neres, abbiamo preso una mazza e gli abbiamo dato sulle caviglie, a Meret gli abbiamo rotto il piede, a Giovanni Lorenzo gli abbiamo rotto il ginocchio. Ci sono stati infortuni gravi che purtroppo, ripeto, sono capitati quest'anno, ma non è che quando capita un infortunio grave, No, aspetta un attimo, no, perché spiego secondo me qual è il punto di vista. Tra l'altro, perché Conte questo discorso così aperto lo fa ora e non lo ha fatto anche prima? Perché è forte del risultato. Perché se poi non avesse conquistato il secondo posto, la Champions non sia mai Dio, se ne scende così, questo discorso che fa ora sarebbe l'alibi e sarebbe ancora di più attaccato. Invece no, cerca di fare chiarezza al risultato acquisito, cioè quando ha fatto il suo lavoro, può riprendere i discorsi, le accuse che sono state fatte, eccetera, eccetera. Poi è bene con grandissima onestà dire che non tutti gli infortuni sono stati traumatici, ma non tutti sono stati muscolari.
come hanno accusato, sono 45 infortuni muscolari, tutta colpa di Conte. Lì purtroppo non è onesto dire così, perché poi dobbiamo capire anche se gli infortuni muscolari quando tiri un rigore è la colpa della preparazione, visto che è successo anche a Dybala, è successo a Lamine Yamal, è successo a De Bruyne. L'infortunio muscolare in pre-season di Lukaku è una colpa della preparazione, è una colpa di un sovraccarico? Non lo so. Quindi, sotto questo punto di vista, ognuno ha portato avanti durante la stagione quello che più gli conveniva. Se doveva andare contro Conte, gli do anche la colpa degli infortuni, perché a livello di campo non ne capisco abbastanza per dargli colpe di campo. Noi invece ci siamo messi anche a guardare le cose di campo che non ci piacevano. E quindi lui adesso solo lo tira fuori sto discorso al risultato acquisito. Niente, devi solo essere bravo poi a gestire la situazione. Noi siamo stati bravi a gestire la situazione, a affrontare questo momento. E questo è vero. Ringrazio sempre quei ragazzi che si sono fatti trovare pronti. Ragazzi come, cita due. come Vergara, come Elmas, che comunque sarebbero dovuti essere dei comprimari, invece sono diventati dei giocatori importanti per il Napoli. Ci hanno mantenuto in quella posizione, e oggi stiamo a festeggiare la Champions perché grazie a chi ci ha mantenuto in quella posizione. E in più anche in quel periodo non ci dimentichiamo che siamo riusciti a vincere la Supercoppa contro Juventus, contro Inter, Milan e Bologna. C'è stato un grande rammarico, lo sanno i ragazzi, la delusione di Copenaghen è stata enorme, perché nonostante eravamo pochi, c'era anche molta fatica, ci siamo giocati la chance, vincevamo 1-0, 10 contro 11, vincendo la partita. La parte della Champions, ma se scarso, poi ne parleremo, che ha fatto il primo tempo secondo me bellissimo. Sì, proprio tu, l'ambiente sei tu, abbiamo versatile. Conte è stufo dell'ambiente, che sei tu che rimi contro, quindi come scrive sta frase? Sentiamo il Conte. Avremmo fatto come le altre, né più né meno, facendoci avendo vinto per un rigore, siamo usciti in malo modo. Questa è sicuramente la cosa che ci ha dato molto fastidio, ed è rimasta anche dentro lo spogliatoio questa situazione. E poi, ripeto, per il resto, ragazzi, grande ammirazione per tutti, perché tutti hanno dimostrato quest'anno, no, di sudare la maglia, e nei momenti di grande difficoltà bisogna ringraziare anche le curve, ma non perché io voglio fare il ruffiano, perché è la verità. Ha ragione. Sono state vicine, hanno esposto comunque grande sostegno alla squadra. I tifosi, secondo me, fino all'ultimissima, quella in casa, fino a Napoli-Bologna, hanno dimostrato di stare vicino, con striscioni anche abbastanza espliciti. Poi se a Napoli-Bologna sono arrivati i fischi finali, quando ti arriva pure il 3-2 sul finale, è normale, insomma, vivertela così. Però è vero che i tifosi, quelli da stadio, non sui social, sono stati vicini alla squadra. E stiamo parlando di gente che paga il biglietto e che va a lavorare e che fa sacrifici poi per venire in trasferta, e io li devo ringraziare, perché altri avrebbero potuto mollarci, invece non ci hanno mollato, e questo è stato veramente una bella cosa, una grande sinergia tra noi tifosi, e ci ha portato oggi comunque a festeggiare la Champions. E vorremmo comunque mettere la ciliegina sarebbe quella, ecco, di comunque finire alle spalle dell'Inter. Attenzione, questo è il discorso perfetto. Nel momento in cui, vi ricordate, io sono stato il primo proprio in testa ad attaccare Conte, perché non potevo sopportare il discorso che il secondo posto è uguale al terzo e uguale al quarto. Per me non lo è. Se per Conte lo è, non sono d'accordo con Conte, e non mi piace che passi questo messaggio nello spogliatoio, perché questo serve a un gruppo di gente che al primo molla perché vuole mollare. Se sente il comandante che non è sul pezzo, mollano loro, perdi con la Lazio, eccetera, eccetera. Quindi questo è il passaggio fondamentale. Guardate come rientra nei ranghi, e la dice molto bene. La ciliegina è arrivare secondi, subito dietro all'Inter. Significare niente. Può significare niente. 2 anni per noi può significare tutto, per Napoli può significare Per tutto, Napoli. perché
significa aver fatto 2 annate importanti oltre alla Supercoppa. CRC, quindi RC, capite anche il cercare di andare un attimo oltre quello che è la sua mentalità. Per Napoli può significare tutto. Tu fai 2 anni che fai primo posto, secondo posto e Supercoppa. Non è poco. Primo posto con lo scudetto, secondo posto con la Supercoppa. Non è nella nostra storia, dobbiamo capirlo, che è un salto di qualità, è verso l'alto il salto, ed è importante, specialmente consecutivi, perché poi ci sono le annate dove il Napoli ha fatto un buon exploit, però dopo capite, anche post Ancelotti ed è successo quello che è successo, Sarri con le polemiche, tantissimi punti, tantissime vittorie, però lontani da quelli che era, dai, il futuro. Il futuro, guarda, il futuro, tanto manca ancora una partita, quindi dicevo prima che mi lega amicizia col presidente. Mi lega amicizia col presidente, ma già è una frase chiave dire manca ancora una partita, il che significa non è corretto che io vi debba... Se Conte dice sono convinto, rimango, ho il contratto 3 anni, che me lo chiedi a fare? La risposta doveva essere quella. Che me lo chiedi a fare, io devo completare il mio ciclo e va benissimo. Invece no, manca ancora una partita. Non mi metto a dire stasera, abbiamo deciso, ci separiamo in maniera serena e consensuale, non si fa, anche perché dobbiamo mettere la ciliegina, sono ancora in sella al comando, dobbiamo fare quest'ultima partita e nei miei sogni bagnati c'è talmente tanta una complicità e un concerto tra De Laurentiis e Conte che se si deve fare si può fare anche in maniera congiunta. Klopp presenta slot e gli dà la spinta almeno per fare il primo anno di continuità, poi il secondo anno non benissimo, però almeno si dà una continuità, quindi non è Conte che deve dire io me ne vado lasciandoci poi in balia delle voci e di dire chi viene, non abbiamo adesso speculiamo su quelli che vengono, ha contattato questo, quest'altro, quell'altro eccetera eccetera e ci lascia nel caos più totale. Nel momento in cui Conte annuncia la separazione o lo fa direttamente De Laurentiis, che sarebbe ancora più corretto, si presenta il nuovo progetto in maniera seria con una conferenza fatta bene, che secondo me è molto corretto. È arrivato a Napoli in un momento di difficoltà del Napoli, dopo un 10° posto, dove comunque c'era una situazione che veniva dipinta molto nera. Era nera. Io quello che ho promesso che I like. nel momento in cui la mia esperienza a Napoli finirà, di lasciare un gruppo solido, una base solida che continui a lottare per traguardi ambiziosi, ma lottare per dare fastidio. Ricordatevi, ho sempre detto una cosa: il Napoli deve dare fastidio perché comunque Juventus, Milan e Inter partono sempre un metro in avanti e il Napoli, se riesce a dare fastidio ogni anno, secondo me è spodestare, un anno sì, 2 anni no, dopo 3 anni, io penso che sarebbe una grande cosa. Ma che scherziamo? Presidente, ripeto, c'è un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto, molto serena, perché ripeto, il Presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno dopo, l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa stare a Napoli, essere a Napoli, vivere l'ambiente, vivere la passione, sia in maniera positiva che in maniera negativa, e festeggiare poi, perché noi la cosa più bella è stato i festeggiamenti e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo, ecco.
dovrebbe essere proprio così e qualcun altro se l'è dimenticato quando si pensa che noi dobbiamo vincere per forza lo scudetto, se no il secondo posto è fallimento. Se poi vogliamo allargare alla stagione, si può parlare di una stagione secondo me positiva ma non esaltante per quello che hai fatto in Champions, per la Coppa Italia che pure sento inserita nelle cose negative, sì, però ricordiamoci come siamo usciti dalla Coppa Italia. Magari siamo stati col Cagliari si poteva fare meglio, ma col Como c'era anche il rigore finale che non ci hanno dato, insomma cose abbastanza schifezze anche quelle, quindi potevamo tranquillamente andare in avanti. Quindi secondo me va messo tutto, riportato tutto sulla realtà. E ha segnato Laurientè. No, questo è perché il fantacalcio adesso andiamo veramente allo scatafascio, adesso ne parliamo, no, non ne parliamo, ne parlerò. Abbiamo solo spazio per un altro domanda. 8 minuti e 12 secondi. Abbiamo superato 8 minuti e 12 secondi. Salve mister, tra gol e assist McTominay e Haaland battono i loro record personali. Quanto sono cresciuti nel lavoro insieme questi ragazzi? Ma sono cresciuti tanto, io penso ecco che Scott sia... Scott, per rispondere ad Antolos abbiamo giocato bene. Poi se ti diranno, vabbè ma col Pisa è facile, no, sappiamo che non è così, anche con squadre scarse. Anzi il Pisa l'ho visto, blocco basso ma molto aggressivi sull'uomo quando cercavamo di scambiarci il pallone. Però siamo stati bravi perché abbiamo avuto pazienza, abbiamo forzato ogni tanto, non sempre, perché per esempio il primo gol di McTominay è Lobotka che forza una giocata verticale, invece di girarla sempre in orizzontale, forza la giocata verticale su Højlund che fa la sponda e fa l'assist per McTominay che fa un gol bellissimo. Però si stavano creando i presupposti e Napoli secondo me il primo tempo l'ha giocato veramente bene. Il secondo un pochino così, però alla fine il controllo finché non è arrivato anche il terzo gol, anche perché il Pisa sembrava essersi accontentato di stare sotto di 2 gol, ha continuato col blocco basso. Ho sentito le parole di Conte ha detto, mi ha telefonato, ha detto no, ma non rischiamo niente, non c'è bisogno di rischiare niente, quindi non dobbiamo forzare nulla, li devi far uscire, quindi i passaggi che ti fai nella difesa non sono per perdere tempo e per andare all'indietro, ma servono per far uscire l'avversario. L'avversario che sta perdendo non può fermarsi e aspettare, ti deve venire addosso. Quindi il fatto è serio. Mancano 200 like. Oh, dai, Polly, brava. No, oggi li voglio i like. Oggi li voglio. In altre live dove eravamo un pochino meno sereni perché c'era da fare polemiche, i pro, i contro, eccetera, eccetera. Vabbè, ma oggi serenità. Quindi datemi i like che ci spettano. Scott è cresciuto in maniera esponenziale diventando un centrocampista completo lo ha dimostrato. Rasmus deve continuare a lavorare. Qua dice un'altra cosa importante che secondo me significa un saluto su Højlund, che poi fa un post bellissimo Højlund, andatevelo a vedere se non l'avete visto su Instagram, dolcissimo, un ragazzo pulitissimo. Xabi Alonso, sì, mi piacerebbe, ha uno status simile, se vogliamo, a quello che è Fabregas, perché un allenatore giovane, giocatore di altissimo livello che è uscito da poco dal calcio giocato, che ha fatto una prima esperienza con l'Leverkusen molto bene e poi viene fatto fuori dal Real Madrid, ma anche lì secondo me si può parlare di mancanza di pazienza, di non appoggiare il progetto. Il Real Madrid è una società strana, è difficile, quindi mi piacerebbe, ma sto leggendo che il Chelsea è interessato a Xabi Alonso, quindi non credo che sia... diceva. Serenità e crescita, Fabio, io non voglio litigare con te, però se leggo i commenti piccati, puntati e polemici, quindi se non è contro di Conte nei confronti miei, dai, facciamo pace. Højlund. È giovane, un ragazzo giovane, 23 anni, deve capire che ogni giorno deve essere sfruttato per migliorarsi. Lui ha grandi, secondo me, spazi, c'è un grande spazio di crescita e diventare un attaccante veramente forte.
deve lavorare, deve credere in quello che l'allenatore gli dice. Vedi? Deve credere in quello che l'allenatore, secondo me la frase logica era gli dirà. In quello che non dice il prossimo allenatore, però è come se stesse dando un consiglio da padre a Højlund o da fratello maggiore. Dice: credi in quello che le tue potenzialità, segui l'allenatore in quello che ti dirà e potrai crescere ancora di più e potrai diventare tra i migliori. Conte, vedi, prende un po' di tempo e aggiusta il tiro e dice quello che l'allenatore gli dice, quindi usandolo al presente dice anche quello che gli dico io. Secondo me questa è una frase che... E deve continuare a fare quello che sta facendo, perché comunque un ragazzo, sono ragazzi a posto, questi sono ragazzi solari, sono ragazzi sorridenti, sono ragazzi a cui piace comunque stare a Napoli, gli piace questa passione, è coinvolgente. Scott ha raggiunto un livello importante già. Secondo me Erasmus, vista anche l'età, perché è più giovane di Scott, ha più spazio per crescere ancora di più. Questo significa, McTominay abbiamo visto il prime, abbiamo il famoso prime di cui la massima forma, e non è un one season wonder come qualcuno ogni volta si auspica oppure accusa di. Non è che ha fatto un exploit ed è poi tornato ai suoi livelli, diciamo, medio-alti con il Manchester, perché giocava poco alla fine. L'ha ripetuta, cioè l'ha ripetuta ad altissimi livelli, sia da mediano, sia da centrocampista di inserimento, eccetera, eccetera. Højlund invece, se siamo troppo frettelli nel giudicarlo come inadeguato, non è buono, non segna, scarse, tutte le cose che ho sentito che sono le stesse cose che hanno detto prima di Osimhen, poi degli altri giocatori, e se aspetti un attimo e vedi dove può arrivare il suo picco di forza e di potenza, sì, secondo me Højlund ti può togliere qualche soddisfazione con molti allenatori diversi, perché quest'anno le abbiamo visto fare la boa, il pivot con Conte, perché lui lavora così. Se lo vuoi vedere finalizzatore in un calcio alla Fabregas dove Duvikas fa il finalizzatore, Fabregas utilizza anche il 9, il falso 9 che gioca in contro, però può essere anche un finalizzatore, quindi ci andrei molto piano con Højlund. È un attaccante veramente tra i migliori. Grazie a tutti. E poi sono parole di Di Lorenzo che onestamente fa più 0-0, quindi non sono fondamentali. Andiamo a vedere anche i vocali, perché sono andato anche lungo, ma ci tenevo a queste parole di Conte perché doveva essere una delle domande. Scusate, lavoro, fammi ascoltare, mettiamo subito un messaggio di Pino, devo rispondere a un buongiorno a tutti, finalmente è finita questa partitella di allenamento, perché questa è stata. Il Napoli non ha mai avuto difficoltà se non sull'errore di Buongiorno, su una parata su Moreo proprio. Un Pisa... Maronna mio buongiorno, mi ha fatto venire una cosa là, bravissimo Meret. Bravissimo Meret. Fatemi vedere un attimo perché non voglio... insufficiente per questa Serie A, assolutamente, ha strameritato la retrocessione. Ma passiamo ai nostri. Ancora un po' statico il nostro Lobotka, però vabbè, fine stagione sarà stanchissimo, poveraccio. Punto positivo su Højlund. Non sono d'accordo su Lobotka, secondo me ha fatto un'ottima partita. Contento che abbia segnato finalmente, visto che ce l'ho al cantafalcio. Bravo. In 2 cantafalcio. Bravi. Che altro? Rientro di Vergara, ancora un po'... ancora da controllare bene. Alisson Santos, oggi non lo chiamo Lavezzi. Alisson Santos, stanno cominciando a leggere con la finta a entrare, e se lo legge il Pisa nelle partite importanti sarà un problema. Quindi speriamo che migliori. Per il resto, dai, buona Champions a tutti, ci becchiamo presto alla prossima partita. Ciao! Grande Pino. No, anche su Santos se n'è andato quelle volte che se ne doveva andare. Vediamo come percentuale di dribbling per sfizio, perché Sofascore ce lo dovrebbe portare. Le volte che se n'è andato, lui sta intorno al 60% di dribbling riusciti, che è un dato altissimo, tra il 50 e il 60%. Vediamo dribbling 5, riusciti 4. Quindi non vi preoccupate proprio,
su Allison Santos, la sua superiorità la crea e non vi preoccupate. Accettare il caos, il video con Andrea Marinozzi, bellissimo, e vi ringrazio per averlo sostenuto, perché è un sogno che diventa realtà per me, poter parlare e interfacciarmi con un luminare proprio del calcio, e lui ci riporta, ci dà anche una definizione bella giornalisticamente. Accettare il caos, cioè accettare anche dei giocatori meno di equilibrio, ma che scompaginano, che ti rendono imprevedibile, e che a un certo punto, se tutti sono chiusi, sono bloccati, si prende la responsabilità a costo di sbagliare, a costo di prendersi qualche fischio. Vai, tra me e te vinco io, e se mi raddoppiano io mi alzo dalla sedia con Santos. Con Lang non mi sono alzato, onestamente. Quindi alterniamo sempre qualche messaggio con i vocali. Annullato? Oh, Bambolin. Ok, leave it here. So when I call the guests, maybe I can eat when there is the guest, because Bambolin is feeding me. Thank you. On the corporate records. It's hot. I know, but I'm in the middle of something. There is no guests. Ok, andiamo. Volevo prendere quella che per gli altri è una partita per. È veramente, no, hai ragione. È proprio una bellissima dichiarazione questa, perché poi lo prendono di mira, essendo il punto di riferimento, cercano di bloccare quella che è una fonte di gioco. Oggi hanno giocato anche meno su Rasmus, perché è intasata la via centrale, quindi per fare il passaggio Lobotka deve forzare, e l'ha fatto. Solo Gilmour lo forza, lo fa anche Lobotka, piano. Però era più intasata la via centrale. I cross sappiamo che ti può andare bene come ti può andare male. Il cross è meglio quando lo prepari, leggasi il calcio piazzato, e quindi molto molto bene così. Paolo. Ho avuto dei problemi questa partita perché non era andato a buon fine il pagamento del rateo di DAZN, sempre in prima linea quando c'è da riscuotere il vil denaro. Da Radio Cronaca ho capito che c'era stato il gol di McTominay, da quello che ho capito su sponda di Højlund. Bene così, insomma, 2-0, risultato praticamente in cassaforte. A quel punto, quando finalmente il vil denaro è arrivato a DAZN, scusatemi, ma ho girato su diretta gol perché... Beh, che dire, dalla diretta gol non vedo... D'altra parte, anche io nel finale, ancora prima del gol, mi stavo un pochino distraendo, perché poi la telecronaca ti porta anche... Io volevo anche non saperlo. Cos'è, un ragnetto? Un ragnetto sulla telecamera? Eppure... I ragnetti non si disturbano di solito. È sfizioso se poi passi proprio sopra se passi sopra l'obiettivo. Mo ti sta lì di lato. Se passi sopra l'obiettivo diventiamo virali. Vado in difficoltà. Puoi spaventarti col piccione. Vedi il piccione? Che il piccione si nutre di piccoli ragnetti. Vabbè, andiamo avanti sperando che non mi venga addosso. Comunque sì, mi sono anche io distratto, perché mi dicevano le ultime dai campi, Conte mi telefonava, diceva no, vedi che il Milan... E allora abbiamo capito. Veniva quasi mai passato il campo di Pisa, quindi ho capito che potevo tranquillamente continuare a guardare diretta gol. Ma va bene così, va bene così. Era troppo importante certificare questa Champions, quindi mi auguro che Conte rimanga. È una certezza, non sarà garanzia di gioco spumeggiante e spettacolare, ma mi dà concretezza. Quindi forza Napoli e forza Antonio Conte. Ho avuto... Grazie Paolo. Vabbè, poi ovviamente questi sono tutti vocali delle 8:25 di mattina, quindi parecchio tempo fa. Questo è esattamente questo, 5 ore fa. 8:15 di più. Insomma, anche prima probabilmente di sentire le parole di Conte, poi ovviamente tutti le possono leggere in maniera diversa. Io vi ho detto la mia, parola per quanto riguarda Conte, e magari possiamo anche fare un video approfondito domani, perché chissà avrà analisi tattica. Magari facciamo un video più ampio dove parliamo di campo, ma le parole di Conte le mettiamo. Devo farla questa valentiniana chiosa. Speriamo che la gente dopo questo gol e assist di Højlund, dici tu, ma contro il Pisa è scontato. No, vabbè, tanto l'ha fatto. Comincia a capire Rasmus Højlund chi è. No, ma Højlund ha segnato pure con le grandi squadre, quindi nemmeno quella frasetta che ogni tanto qualcuno caccia, dice ma Lukaku non sei...
Questo è un jumping spider. Vedi? È molto veloce e salta. Io non lo voglio distruggere. What? No, I am not gonna kill it. Because it's very small. It's kind of cute. And spiders are good luck. So I'm just gonna look at him. Quindi lo lasciamo stare e sentiamo altri vocali. Ciao Vale, vabbè, penso il risultato più importante dopo questa Champions bloccata è che non ti hanno fatto shootout senza niente, già questo mi sembra un ottimo risultato. Poi la partita in sé onestamente ha detto poco perché era abbastanza facile da leggere, loro si sono chiusi, noi siamo stati per gran parte del primo tempo lenti. Abbiamo fatto bene il sovraccarico su una delle due fasce perché spesso Elmas è andato sulla sinistra ma secondo me non abbiamo chiuso benissimo poi sulla destra, però bene, cioè, insomma 2 gol con il minimo sforzo, Scott si era visto poco nei primi, cioè prima del gol, quindi diciamo che si fa vedere quando serve e poi complessivamente secondo me ottima partita sia di Elif che di Lobo, molto meglio, e Buongiorno invece è disastroso, cioè veramente oggi proprio male male, però per il resto era importante onestamente chiudere questa tarantella Champions perché non se ne poteva più veramente e adesso sarà molto divertente vedere che cosa succede dietro. Esatto, ci mettiamo in poltrona e sono molto contento che, e poi non so il perché, perché anche la scelta di Elmas, se Conte molla, se Conte è d'accordo con la società, Elmas non viene riscattato, queste cose le scopriremo. Però ha fatto una formazione che non era assolutamente la preferita né mia né dalla massa né dall'ambiente, perché ci potevamo aspettare Di Lorenzo dietro. Elmas non se lo aspetta nessuno mai, perché Elmas non è carne né pesce, non serve a niente. Che cosa sa fare Elmas? Stava facendo un gol bellissimo. Però oltre a Elmas anche Meret è stata una sorpresa e secondo me anche questo è un modo di lasciare, vedendolo in retrospettiva, vedendolo a posteriori, anche questo è un modo di lasciare che senza andare allo scontro con alcuni giocatori, cioè anche di rispetto, dice io non è che ti ho fatto completamente fuori a favore di Milinkovic-Savic, dice ti do la possibilità di farti la partita, magari le ultime due, magari possiamo in d'accordo, possiamo dire che non eri al massimo della forma, lo cita tra gli infortuni che ci hanno dato fastidio e Meret fa una parata, quella là sul buco di Buongiorno, fondamentale perché si potevano aprire proprio tutte le voragini mentali di una squadra che poteva andare in difficoltà, quindi quella parata che fa Meret là sul buco, non lo so se là l'arbitro fischia alla fine del primo tempo perché fuori gioco non era. E quindi quella parata è fondamentale e quindi sono contento sia del fatto che l'abbia messi in campo questi qua che erano un pochino usciti fuori dai radar, sia che siano stati protagonisti in positivo, Elmas con l'assist, Meret con la parata. Meret poi a un certo punto nel secondo tempo pure mi fa venire un pochino di ansia perché tocca il pallone 3 volte e gli vengono addosso, però fa un'altra parata distinto, palla vicina, però una bella parata. E quindi anche questo mi fa piacere per ribadire che Vania ha fatto un campionato più vistoso perché ha parato i rigori e alcune altre parate che io non mi dimentico perché l'ha fatta mi pare col Como, la parata uguale, simile a questa qua di Meret in uscita. Però anche Meret, quindi è inutile fare i due partiti, questo è scarsissimo, questo è il migliore, oppure questo non è buono, quella... sono due buoni portieri e secondo me è più corretto chiamarli così. Sarei curioso di chiedere al mister perché KDB non batte tutte le palle ferme, finalmente abbiamo il battitore ma non lo usiamo. Bella domanda. KDB entra al 59esimo, io l'ho guardato più in fase difensiva, ho voluto guardare quanto fosse colpiglio nel rincorrere gli avversari ed è quello che alla fine mi viene da dire in reaction, cioè che rincorre sempre, non fa, ha proprio quell'atteggiamento che riconosco a Modric, cioè nonostante sia il grandissimo campione non è che se li guarda gli avversari, proprio una mentalità a seconda, non dipende da chi stai affrontando il Pisa, rincorro quello del Pisa non c'è problema. Sì, è una bella domanda, non lo so, non so nemmeno quante ne abbiamo avute di palle da fermo poi da quando è entrato, perché la partita è scorsa un pochino più in maniera tranquilla mentre io ero a telefono con Conte.
C'è la chiosa, immagino. E Chiosa, continuate a raccontarci che Højlund è scarso, che non tira dalla guerra di Troia in porta quando ha fatto quel tiro contro la Cremonese. Tanto 3 assist consecutivi, però intanto dall'emittente che ti racconta che Neres ce l'avevi in panchina quando in realtà era in tribuna, che McTominay è la prima volta che va in doppia cifra quando l'anno scorso ha fatto 12 gol. Ma che ti aspetti? Come direbbe il bassista newyorkese, sono demoralizzato. Sono demoralizzato. No, veramente, hanno detto una serie di stronzate. E poi queste me le avete riportate voi sul gruppo perché io non ho seguito i, i media italiani. Bloccatemi, è meglio che siate geolocalizzati, altrimenti vi faccio a pezzi. Giovanni. Buonasera Valerio, buonasera amici bellini. Contentissimo per i primi 3 gol in trasferta nella prima partita a mezzogiorno. Devo dire che ero un po' preoccupato, ma la squadra ha reagito bene. Questa partita si chiama Rasmus Højlund, che come hanno detto altri amici bellini arriva a 15 gol e 8 assist in 43 partite. Cioè abbiamo trovato l'erede di Lukaku che in una stagione dove ha dovuto imparare un nuovo stile di gioco ha portato dei numeri diciamo interessanti a solo 22 anni, tirando la carretta, infatti essendo praticamente l'unico attaccante che abbiamo avuto per mesi. Direi mica Malen, se la vogliamo dire così. E niente, formazione iniziale che mi ha convinto, anche se forse avrei preferito Gutierrez dal primo, però mi prende 3 gol, quindi va benissimo così. Tutti. E adesso basta un punto contro l'Udinese per blindare il secondo posto. Speriamo in bene e poi vediamo che decideranno di fare Antonio e ADL. Ovviamente, sentite, questo è proprio il tenore di chi ancora non sta commentando le parole di Conte perché sono i vocali prepartita. Allora, mi leggevo che diceva Mirko, diceva che stasera gol a raffica. No, sono anche un pochino preso da questi, non è che... Però mi sto giocando un campionato e una coppa e mi interessa moltissimo perché il gol di Laurentin non lo so, ma il gol di Vardy potrebbe essere importante, però ha già visto che Seba Esposito l'ha già lasciato in banchi, quindi sono una serie di cose che stanno succedendo. Carmiliuc, però Vale non mi trovo perché l'anno prossimo dovrei sostituire 5-6 giocatori che sono stati i pilastri dei 2 scudetti, quindi togli delle basi solide o sbaglio, che potevi sostituire, quindi reinserire. Camillo, allora se ti riferisci al discorso che ti facevo, se ecco, è proprio quello che ti facevo, cioè se resta Conte, io quasi chiedo più cambi, più giocatori che si devono rinfrescare perché lavorare poi 3 anni con Conte è troppo difficile. Se invece non resta Conte, tu devi puntare in teoria su quella che è la base solida che Conte ha creato in termini di mentalità, in termini anche di sapienza calcistica, perché questi giocatori hanno imparato a giocare a 3, hanno imparato a giocare a 4, hanno fatto 50.000 moduli, sanno aggredire, sanno aspettare perché non abbiamo fatto solo una sola cosa e quindi tutta una serie di conoscenze che abbiamo aggiunto che fanno parte di quella base solida. Quindi se viene un altro, in teoria potresti rimanere con questi giocatori che fanno parte della base solida. Quindi questo credo sia la situazione. Scusatemi, sono un po' distratto per le cose che stanno succedendo in Serie A. Ho cliccato su... Quindi Cagliari Torino 1-1 con Seba Esposito e Obrador. Piace Obrador. Se chiude bene Obrador diventerà un pupillo del fantacalcio. Sassuolo Lecce 1-2, Laurienté Shadira e Udinese Cremonese 0-1 Vardy. È uscito un documentario su Vardy su Netflix, non so se anche su Netflix Italia, ma sul mio Netflix sì, che mi fa venire quasi voglia di copiarlo tale e quale, di fare un video su Vardy. Che storia incredibile. Quindi non apriamo le pagine del fantacalcio perché altrimenti esco pazzo e mi distraggo. PS, vorrei sottolineare il lancio di prima di Kevin che ha raggiunto Højlund senza problemi, ma diciamolo, Kevin è un problema, No, infatti, poi mi pare che si chiami l'okey pass, quello che è il passaggio prima dell'assist, che è quello che lui fa, che dove mette sulla corsa, il passaggio sulla corsa, ne abbiamo parlato proprio tecnicamente, Mazzocchi che poi non fa un gol banale Højlund, è bellissimo il suo post su Instagram dove lui dice: con questo gol sono ufficialmente un giocatore riscattato dal Napoli e sono contentissimo di questa cosa qua, anche perché significa anche è un gol che chiude la Champions, non è che erano dei bonus di gol per farsi riscattare, credo,
però è un gol che certifica la Champions sicura e quindi scatta questo riscatto, e significa anche dover salutare il Manchester, che era comunque un mio sogno da bambino, quindi mi fa una sensazione strana, però è una comunicazione molto genuina, molto, molto sincera, ed è bellissimo, cioè, oh, mi piace un ragazzo che ha entusiasmo nel rimanere, che sappia o non sappia, non legato necessariamente all'allenatore, che sappia o non sappia quello che sarà il futuro del Napoli, però con la voglia di rimanere, senza sputare, senza dimenticare o sputare in faccia al passato. Il Manchester è comunque stata un'opportunità che lui ha raccolto, è un sogno che è bello, ma si può fare così? E sarebbe una novità assoluta, come il lasciarsi con Conte senza sbattere la porta, senza polemiche. Chissà. Amici bellini, buongiorno. Io non so se ci sarà la live, ma il vocale lo lascio comunque ai Ci sarà. posteri. È stata la partita che, diciamo, doveva essere, insomma, una partita abbastanza semplice, sia perché il Pisa è un avversario modesto, sia perché, ecco, se noi non accompagniamo il morto, questi qua sono decomposti ormai da diverse giornate. È insomma, vero, 8 è andata come sconfitte doveva consecutive. andare. Dopodiché, io se devo trarre qualche riflessione, è in difesa, ragazzi, sempre lì il problema. Siamo troppo mosci e Buongiorno, io credo abbia dimostrato di essere un attimino troppo fragile di Mentalmente. testa, perché a parte fa passare quel pallone verso Stojkovic che non segna perché lui è scarso. Meret fa una bella parata, ma Stojkovic lì è scarso. E poi insomma inizia a sbagliare di tutto da lì in poi, Buongiorno, quindi non ci siamo. E poi in porta noi dobbiamo capire cosa vogliamo fare, perché Meret è sicuramente tra i pali molto più solido, però coi piedi, ragazzi, non ce la fa. Un po' di Tant'è vero paura. che in un paio di occasioni ha rischiato pure di perdere palla davanti alla porta, quindi ecco, dobbiamo capire cosa vogliamo fare. Io credo che se miglioriamo la solidità difensiva, noi Savic ce lo teniamo, perché credo sia più funzionale al gioco di Conte con appunto il gioco verticale verso Højlund. Vediamo. Ma io ti dico, anche se non è funzionale al gioco di Conte, è più funzionale a un gioco un po' più moderno, dove un Butez, perché Milinkovic-Savic non è precisissimo sulle palle lunghe come lo è un Butez, ha una gittata incredibile, a questo tiro potente, non è precisissimo, per alcuni dati è un po' meglio di Meret con i piedi, altri dati ho visto invece, ma siamo sicuri, e portavano altri dati. Secondo me, ecco perché siamo lì, perché quando confronti due database diverse ti trovi con risultati diversi, quindi partiamo da questo presupposto. Però come atteggiamento sul pallone, la tranquillità che ha Vania Milinkovic-Savic con il pallone tra i piedi, il che può anche farti spaventare, perché quando lo fa Meret ci spaventiamo, quando lo fa Vania mi spavento un po' di meno, sarà una mia sensazione, però ti porta verso la possibilità di fare quel calcio un po' più moderno, e cioè, se ti vengono a prendere tutti, non ti puoi venire a prendere anche il portiere, se ti vengono a prendere a uomo tutti quanti, quindi se il portiere ha libertà di avanzare, allora qualcuno può anche scattare in profondità e aggredire la seconda palla. Klopp, è chiaro? Klopp, però io non so niente e non mi permetto di dire niente. Vincenzone, mi serve un gol almeno del Solito e un buon voto Luperto. Allora, per quanto riguarda Luperto potrebbe arrivare, perché se vincono con l'Udinese il buon voto di Luperto potrebbe arrivare. Il Torino sta perdendo con il Cagliari, se non lo cambia. Stanno giocando sia Zapata che Simeone, ma c'è speranza, amico mio. C'è speranza. Sblum. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera da Valerio, bellissima giornata di calcio, si può dire, siamo in Champions League, partita che lascerò più a voi i commenti tecnici sulla partita. C'è stato poco da dire nel secondo tempo, se non la parata di Meret, il gol di Rasmus, tanti perdite di tempo, tanti falletti, insomma la partita si è abbastanza ben assestata, complimenti a Mazzocchi per l'assist, e vincere comunque non era banale, l'abbiamo visto, oggi la Juve perde contro una Fiorentina già salva da settimane e perde punti cruciali in casa col Verona poche settimane fa, squadra già retrocessa, dunque vincere non è mai banale. Volevo parlare più di numeri, perché Rasmus oggi mette a segno il suo ottavo assist e il suo 15° gol stagionale, sono 23 gol più assist stagionali in 43 partite, media di un gol o un assist ogni 2 partite, senza un sostituto, giocandole tutte. Io insomma forse guardiamo rispetto a tante altre persone. Bravo, perché io poi non ce li ho i numeri sotto mano, io non lo so se l'anno prossimo riuscirò. Io quest'anno ero partito con i buoni propositi di almeno fare uno short ad ogni partita che potesse fare il riassunto, poi ho perso la mano. La musica ha preso il sopravvento e non sono riuscito a dare continuità per quella cosa là. Io vorrei veramente riuscire
perché ci sono delle cose che mi sfuggono e si perdono nella memoria, e visto che il racconto calcistico fa tutto nel commento poi finale, perché la gente si dimentica, sente una cosa per 2 o 3 volte e diventa quella la verità. Quante volte, almeno in un paio di occasioni, tra deviazioni, gol non dati, a parte i gol annullati, ma adesso ho la mia memoria fresca, come diceva anche Valentina, mi ricordo il gol di Højlund che poi viene deviato, la deviazione sostanziale. Però altre volte hanno dato il gol all'attaccante, perché comunque è un tiro verso la porta, deviato, ed è gol dell'attaccante. Non si conta nei gol, ma la narrazione, se ne levi uno così, gliene levi uno regolare quando quello è lo stop di petto, gli levi un altro assist che magari la palla è stata deviata all'ultima cambia la narrazione, no? Perché se porti questi numeri, questi sono i numeri effettivi, numeri che potrebbero essere molto superiori, se conti tutte queste cose, ti renderai conto che quelli che dicono che Højlund è scarso di fronte a certi numeri, anche senza guardarsi le partite, ti dovresti chiare la libretta e accettare che scarso non può essere, che al massimo è un giocatore che con il gioco di Conte può essere anche penalizzato. Io questo lo posso accettare, perché Conte chiede alla punta di fare questo lavoro sporco. Poi sporco, lo puoi fare anche pulito. Quindi calma, e che cazzo. E poi, insomma, se riuscissi io ad avere un pochino più di continuità nel segnarmi certe cose, questo era potenziale gol di Højlund, non ce l'hanno dato, poi a fine anno uno può fare dei numeri un pochino più precisi. Ma la vita aumenta, è difficile. Se qualcuno di voi vuole aiutarmi in questo, il gruppo Telegram è gran parte della mia raccolta dati. I giornalisti ha un altro sport, attaccante incredibile che ha un margine di crescita pazzesco, 22 anni, per soli, tra virgolette, soli 45-50 milioni, io dubito si trovi un attaccante migliore, Lucca l'hai pagato 35, ti ha fatto un gol, insomma. Quindi, la domanda che pongo a te, Valerio, a Guido, per essere veloce, è in cosa si può migliorare l'anno prossimo? Partendo dal presupposto che dobbiamo cercare di vincere con l'Udinese per chiudere al meglio, 2 partite consecutive vinte a fine stagione, insomma, ci lancerebbero bene in vista della prossima, ma su che aspetti possiamo migliorare? A parte i gol fatti e i gol subiti, come sistema di gioco, dovesse restare Conte ovviamente, perché è quello che mi auspico. Forza Napoli sempre. Non lo so, probabilmente la questione delle turnazioni, proprio per cercare qualcosa che possa evitare quella possibilità, perché io non credo che sia colpa di Conte, anche perché stava cercando di fare un po' di turnazione. Però è il discorso solito, affidarsi a quelli che stanno più in forma, non necessariamente ai migliori che tieni in testa tu. Questo è un discorso che facevo anche con Spalletti, con Simeone. Cioè, se Simeone sta in forma, anche Simeone al posto di Osimhen, il capire dove premere sull'acceleratore, così, e questo può essere detto a Conte, ma come può essere detto a tutti gli allenatori. Però purtroppo non vediamo gli allenamenti, non sappiamo se la scelta di mettere McTominay sempre titolare è perché Conte sa che McTominay davanti alla porta è più facile che segna rispetto a un Lobotka, oppure perché ha lavorato bene in allenamento rispetto a Gilmour e quindi merita di giocare lui. Questo non lo possiamo sapere. Il sospetto che ho è che alcuni allenatori, Conte per esempio, si affida a quella che è la sua percezione del giocatore e sa questo giocatore mi può fare la differenza, quest'altro meno, e altri sono invece molto più scientifici, vedi Italiano, che li ruota a prescindere. Il giocatore sta in grandissima forma, Bernardeschi fa il gol, fa una grande partita, fuori, non gioca la prossima, fa niente. Quindi, che è un discorso che può andare bene per tenere tutta la rosa sul pezzo, però non sempre ti dà soddisfazione, perché in questo caso nemmeno in Europa è andato avanti. Quando poi ti scontri con Emery il discorso è più complicato. Allora, ci riprovo. Valerio, buonasera, ringraziando Conte per tutto, tu non saresti favorevole a un cambiamento, magari un allenatore più affine alle caratteristiche dei giocatori? Amico mio, le caratteristiche dei giocatori le abbiamo viste un po' tutte le caratteristiche, sono tutti i giocatori che possono fare vari calci, varie filosofie di gioco le possono applicare, che al di là dei moduli poi abbiamo visto un Napoli più aggressivo, un Napoli più riflessivo, un Napoli che cerca di girarsi il pallone, un Napoli più verticale, li abbiamo visti tutti con Conte.
Quindi non è che io vedo una squadra che può fare un altro tipo di calcio e non questo. Favorevole al cambiamento è un discorso che ho fatto a inizio live, e cioè semplicemente per non battere troppo in testa su quelli che hanno già fatto 2 anni e potrebbero essere esausti di una richiesta che è quella di Conte, che non è per tutti, che ti porta dei benefici, perché Conte è storicamente un vincente, non c'è da dire altro, ed è un vincente con questi metodi qua. E i giocatori sono per lo più grati. Dice sì, si faticava tantissimo, è una roba insostenibile, ma poi io a dicembre volavo e gli altri giocatori arrancavano, e poi però ti ha fatto vincere, e io probabilmente non avrei vinto niente senza questo allenatore. Quindi c'è da accettarlo o meno. Andiamo a un altro vocale. Parole di Conte. Ringrazio Nicola. Poi Francesco. Io ho cliccato, Buon pomeriggio amici bellini, oggi ho incominciato a vedere la partita all'1 meno un quarto, quindi grazie a DAZN che ho potuto rivederla all'inizio, quindi arrivo tardi per commentare molto velocemente. Mi è piaciuto moltissimo lo stile della reaction, ho visto anche prima la reaction prima di postare il mio vocale, con le continue chiacchierate con Antonio Conte. La partita di oggi, che non era a questa grande velocità, lo permetteva questo stratagemma è vero. stilistico, quindi mi è piaciuto molto. Complimenti a Valerio, così come complimenti che aveva intuito che la Juve era quella più a rischio tra le 4 che oggi giocavano in Però grazie, prima di tutto, verissimo che essendosi incalanata la partita potevo più pensare allo spettacolo, ma è stato un momento istintivo da subito. E poi sulla Juve io però ho anche detto, da tifoso della Juve io mi preoccuperei, perché dice la Fiorentina sono le squadre che ti vogliono mettere in difficoltà, che hanno la rivalità. Da tifoso esterno dico no, la Fiorentina non è in grado, e poi il bello del calcio è proprio questo, onestamente. contemporaneo, anzi dei 5 che oggi giocavano in contemporanea. E niente, non ho ancora sentito Conte, ho letto quello che avete postato, ma secondo me, ho letto su altri gruppi e post che lui già se n'è andato. Secondo me no, comunque appena lo sento vi dirò anche questo, farò una piccola chiosa. Forza Napoli, partita tranquilla e quasi balneare, però il Napoli si è impegnato e questo è importante. Io penso che dobbiamo tutti ringraziare Lobotka e McTominay, che hanno tirato la carretta tutto l'anno, e soprattutto Elmas. Mi dispiace assai che non è riuscito a segnare. Vero, ci è andato vicino, anche oltre al tiro che para Schemper praticamente nell'incrocio dei pali, che era molto bello. C'è stato anche un tiro bloccato dove il portiere non fa la parata, però l'aveva preso proprio bene al volo di destro a incrociare, e poi viene il calcio d'angolo. Veramente peccato, però è un peccato solo per la massa, perché io ho letto anche altri commenti, dice, ma cosa fai? Ma non solo il tifoso, il tifosino, anche quelli che fanno opinione, quelli che parlano del Napoli ogni minuto e quarto d'ora. Non capisco. Vabbè. Non fa niente. Non possiamo vincere tutte le battaglie. Questa è una battaglia che non posso vincere. Ognuno resterà convinto delle proprie cose, anche se le partite stanno là e si potevano analizzare. Anche le parole di Conte, che ha ringraziato Elmas ogni minuto e quarto d'ora, stavano là. A proposito di Luperto, qualche calciatore che è stato da parte della primavera potrebbe tornare per allungare le liste. Chi, però? Luperto è uno di quelli che potrebbe, se vuoi eventualmente magari sostituire un Juan Jesus con un altro esperto che non deve avere velleità di giocare titolare, te lo vuoi tenere lì buono, pronto ad entrare all'occorrenza, è proprio Luperto. Altri onestamente non me ne vengono in mente, potete farmi dei nomi e io vi posso dire. Resta con noi Antonio Conte, resta con noi Antonio Conte, resta con noi Antonio Conte, resta con noi Antonio Conte. Ok. Non so come o cosa abbia detto in conferenza stampa. Buonasera Valerio, buonasera amici belli. Scusate la voce un po' raffreddata, ma sai che ascolto quella di DAZN e ho visto un Conte, non lo so,
triste, spento, amareggiato, che magari a bocca di tutti è potuto sembrare che abbia detto addio al Napoli, anche se ci siamo già passati con Mazzarri quando disse mister, ci dice qualcosa? No, lo dirò a fine, abbiamo l'ultima partita, devo parlare col presidente, rispetto, amicizia, stesse cose. Mazzarri, poi Mazzarri disse no, me ne vado, e se ne è all'Inter. Sinceramente, se ho ascoltato anche le parole del capitano, mi è sembrato più lui, ma per quello che ha detto lontano da Napoli, che il mister. Magari è un tema, adesso si inizieranno a rincorrere tante cose, ma peccato che non siamo riusciti a far esprimere tutto il potenziale di questa squadra in questa stagione, per quanto con molti buchi, però sicuramente non è una squadra da 12 punti dietro all'Inter. Però finito quest'anno speriamo che riusciamo ad arrivare a meno secondo, che riusciamo a fare un pareggio con l'Udinese, che comunque è sempre importante finire bene. Forza Napoli, e spero conteresti che se ne dica su di me. Che ne dici tu stesso su Conte, ma andiamo avanti. Sì, questo pure è vero, che quello dovrebbe essere il suo ruolo preferito. Io così l'avevo pittato Elmas, cioè come la prosecuzione naturale del lavoro di Zielinski, magari con più muscoli, meno eleganza nel toccare il pallone, meno tecnica specifica, però più applicazione, più muscoli, eccetera, eccetera, anche con la possibilità di finalizzazione. Però abbiamo visto veramente dappertutto che non lì. Sulle parole di Di Lorenzo, io le ho ascoltate, a me sembra no, che ha citato Napoli come futuro, eccetera, eccetera, che sta molto bene, non mi sembra in discussione, anzi poi parlando lui di Conte ha detto questa incertezza la vivete più voi dall'esterno che noi dall'interno. Le parole di Di Lorenzo aprono alla possibilità che Conte rimanga, ovviamente, e lo deve fare, perché poi può succedere qualsiasi cosa finché i due capi, De Laurentiis e Conte, capo della squadra e capo dell'area tecnica, non si incontrano per decidere che tipo di, o la exit strategy o il proseguimento del rapporto. Quindi è corretto che Di Lorenzo non si sbilanci. Buonasera a tutti amici Bellini, amiche Belline. Un piccolo vocale, giusto una pillola, per esprimere la mia soddisfazione per questa bellissima partita. Ci voleva un bel risultato rotondo, ci voleva questa prestazione, e tutto molto bello, sicuramente. La prestazione dei ragazzi è stata encomiabile e abbiamo visto come, avendo a disposizione elementi importanti, poi Conte li mette bene in campo e sa fare l'allenatore. Pensavo che pensavo che si era perso un po' nei meandri, però mi sembra che invece Conte è un allenatore di calcio serio, se non sbaglio, perché leggo e sento troppe informazioni che non vorrei vedere e sentire sull'andamento di Conte quest'anno. È stata una stagione difficile, dove abbiamo ottenuto il massimo del risultato. Questa è la mia analisi in poche parole. Non mi voglio allungare, voglio solo dire che se se ne va Conte nell'anno del centenario, tanti auguri a tutti i detrattori del Conte out, perché sinceramente io non vedo nessun altro che sia all'altezza di sostituire un allenatore del genere, dopo aver lasciato una squadra con tutti questi problemi al secondo posto, una Supercoppa vinta. Auguri veramente a chi verrà dopo, perché non so come se la caverà, sinceramente. A voi il resto dei commenti, poi ne parleremo in live con Valerio. Ciao Valerio. Ciao Daniele. Sì, secondo me si poteva fare di più, cioè non è che si è fatto il massimo. In Champions, se metti dentro la Champions, sicuramente si poteva fare di più, e si poteva fare di più anche di tutte le altre italiane, cioè entrare nella fase poi ad eliminazione e andare anche avanti di un altro turno, che poi così sono finite le altre squadre italiane, l'Atalanta fa col Borussia, però poi scatafascio col Bayern. Però sì, sono percorsi quasi equiparabili, perché poi vogliono sottolineare il 30° posto. Va benissimo, bello non è, però quando esce col Bodo Glimt non è che è meglio, onestamente. Cosa cambia? Arrivare 30° o uscire con il Bodo Glimt? Cosa cambia? Col Galatasaray fa male perché fa male, però è una squadra comunque di rango. Col Bodo Glimt è un po' più tosto. Uscire col Bayern vai tranquillo, però col Bodo Glimt dovremmo aver sentito altre cose, invece no. Voto 9, voto 10.
Domanda banale, Ian Tom, ma perché te ne devi andare? Non ci lasciare, Eventualmente cosa pensi di quello che ha detto nel post partita quando intende che ADL conosce le sue intenzioni da tempo? Amica mia, proprio ho ascoltato le parole di Conte, non ti voglio dire torna indietro, però non voglio nemmeno ripetere quello che abbiamo detto per quelli che sono ancora collegati e quindi non voglio ripetere così. ADL conosce le sue intenzioni, secondo me le intenzioni che Aurelio ti ho consolidato la squadra, fatto primo e secondo me possiamo lasciarci in questo momento perché all'anno prossimo, secondo me questa è la riflessione, l'anno prossimo con l'ambiente che già metà mi schifa e metà mi ama, quindi già siamo divisi, un altro anno dove magari anche i giocatori, potrebbe aver parlato anche di questo con De Laurentiis, dice guarda questi 2 o 3 che ti segnalo fai attenzione perché ti potresti ritrovare in una situazione tipo l'ammutinamento, tipo le cose così, perché non hanno quel piglio e quella voglia di lavorare e di seguire l'allenatore e con il prossimo, se non è di uno status importantissimo, ti puoi trovare male. Quindi secondo me questo è quello che Conte dirà a De Laurentiis, altro che sbattere la porta. In grandissima serenità darà anche un consiglio, non dico sul prossimo allenatore, ma gli dirà quali sono le criticità, dov'è che si può migliorare. Tra l'altro già gliel'ha indicata la strada per quanto riguarda le strutture, il centro sportivo è importante, avere delle giovanili forti è importante, lo stadio non ne parliamo. Quindi secondo me questo è quello che Conte ha detto, e un altro anno poi a rovinarsi la media punti, a rovinare anche la memoria e il ricordo di alcuni tifosi che in questo momento sono contenti e hanno un buon ricordo di Conte, onestamente non è nemmeno il caso. E secondo me questa è una cosa su cui dovrebbe riflettere anche Sarri, se Sarri effettivamente è nella lista, ma io forse lo rifiuto perché non lo posso sopportare come idea, ma non la vedo possibile che De Laurentiis si riaffidi a Sarri, la vedo troppo un salto all'indietro, quindi non sono convinto. Ciao a tutti amici bellini, ciao Valerio. E allora, punto della situazione, il Napoli se non avesse vinto a Pisa non meritava di andare in Champions League nonostante avesse del vantaggio di punteggio, mentre la Juve, che aveva pareggiato 2 settimane fa in casa con il Verona e oggi perde in casa con la Fiorentina, sembra ancora meritevole più del Napoli di andare in Champions League nonostante si trovi al 6º posto. Quindi come funziona la situazione? Cioè, nel senso, noi ce lo spieghiamo e lo sappiamo da anni, però a livello nazionale iniziamo un po' a migliorare davvero la mentalità, vogliamo migliorare questa Serie A anche da queste cose, la nazionale eccetera. Ultima cosa, è stato chiesto a Conte una domanda sul futuro e Conte ha specificato che comunque è stato chiamato da De Laurentiis, parte per risollevare la situazione ma anche per lasciare una base solida. Qual è la base solida di Lorenzo, che ormai ha 32 o 33 anni, non ricordo, De Bruyne che ha fatto un anno come l'ha fatto, Juan Jesus se ne va, Beukema punto interrogativo, rimangono Rachmani e Buongiorno che comunque quest'anno non ha reso proprio al massimo, Lobotka non si sa che cosa faccia. Scusa la lunghezza del messaggio, mi fermo qui, continua tu. No, esatto, è una domanda giusta. Secondo me la base solida è nell'aver dato continuità a un gruppo che non sbraga, come si dice? Cioè che dopo la vittoria non scivola al 10° posto. Che cosa significa la base solida? È che vinci un campionato, l'anno prossimo continui a lottare, dai fastidio, poi ti stacchi ma non molli. Quella è la base solida. Poi se molti di questi giocatori ci dovrà essere un ricambio generazionale, questo sì, sicuramente, ma non penso che si tratti semplicemente del gruppo squadra, cioè questi sono i giocatori su cui ripartire. È una mentalità di rimanere ad alti livelli che tu cerchi di portare anche nelle mura societarie, no? Quindi la base solida è anche quella, dici, ho fatto il primo, ho fatto il secondo, adesso continua su questa scia senza scivolare. Dice, ma ti mantieni, una volta fai terzo, una volta fai di nuovo primo e resti sempre in quella zona là. Secondo me questo intende per base solida più che sui giocatori. Allora, secondo me, se partisse Conte, la perdita più grave sarebbe il presidente silente e riservato che fa il presidente e basta. Temo che potrebbe sfogarsi in modo preoccupante dopo 2 anni dietro le quinte. Questo è un altro discorso, secondo me interessante. Nel momento in cui Conte è l'accentratore anche mediatico, si parla solo di lui,
De Laurentiis ha anche meno bisogno poi di intervenire. Non lo so se dietro le quinte ci sia stato anche un accordo di questo tipo che Conte gli dice: però Aurelio, occhio alle dichiarazioni, fai fare a me, o anzi ancora meglio, parliamo il meno possibile, guarda, non faccio neanche le conferenze pre-partita, siamo d'accordo, meno parliamo meglio è, quindi anche tu mantieniti. E poi De Laurentiis nell'ultimo periodo con la roba di Los Angeles, insomma col film, ha dato un po' di sfogo alla sua voglia di stare sui giornali, insomma di essere ritwittato per le sue idee, per i suoi pensieri. Quindi già lì mi dava l'impressione di dire: ok, si stanno separando, De Laurentiis torna ad essere quello là che ogni tanto parla, e Conte farà il suo percorso parallelo. Veramente molto dipenderà da chi metti poi in sella l'anno prossimo, perché c'è chi è grande comunicatore ma comunque non è ingombrante, per esempio come De Rossi, non lo vedo ingombrante, altri un pochino meno, non lo so, vedremo. Valerio, buonasera, non voglio commentare la partita perché alla fine c'è poco da commentare, il Pisa è, non lo so, forse la batte anche la Scaffatese, che adesso è salita in Serie C, squadra della mia città. Comunque volevo fare una domanda specifica, cioè un tuo parere, cioè posto Conte, effettivamente qual è il nome che tiene sempre sulle spine, insomma ci rende comunque competitivi nel tempo? Uno giovane, perché per me italiano può stare a Bologna, o qualcuno già navigato, non lo so. Insomma un tuo parere su come magari Napoli rivoluziona la rosa e l'allenatore, insomma. Allora Davide, ripeto più o meno quello che ho detto all'inizio, non lo so, magari l'hai sentito già, però resto della mia idea. Allenatore credibile per resistere il più possibile. Più credibile di Conte non c'è nessuno, no? Almeno in Italia. E comunque ci siamo trovati di fronte a un ambiente che si spaccava. Il risultatrismo, il risultato, il bel gioco, non c'è il bel gioco, non arrivano nemmeno i risultati. Anche cose che non si reggevano sul nulla, l'anticalcio, il non calcio è uguale ad Allegri, cioè proprio cose sbagliate che però pur di parlare anche uno come Conte che è credibile viene messo sotto il torchio dell'ambiente napoletano e nazionale, perché anche il nazionale fa il suo, che influenza anche quel napoletano un po' più snob che magari dice: no, le trasmissioni non le ascolto perché le trasmissioni napoletane non sono affidabili, mi affido ai personaggi che vengono dal nord nelle nostre trasmissioni oppure che parlano esternamente. Cioè, scarta fruscia e piglie primero, onestamente. Però sì, quindi allenatore credibile prima di tutto. In seconda istanza un allenatore moderno, quindi anche giovane, però là mi devi dare le strutture. Accetto di ricominciare e di prenderci anche un rischio a livello di progetto, di partire un attimino sotto nei nastri di partenza rispetto alle solite 3, ci aggiungi la Roma, vediamo se finisce in Champions, però là mi devi dare le strutture, là mi devi dare la prospettiva che tra 10 anni sei ad un livello, perché ci vuole tempo, cioè per prendere i frutti di un settore giovanile fatto bene, di un centro sportivo che ti porta dei vantaggi anche a livello di infortuni magari, dove i campi sono sempre a tua disposizione, che li curi tu, eccetera eccetera, ci vuole tempo, e quindi i frutti di questa cosa, se cominci oggi, li vedi tra 6 anni, tra 6-7 anni, non ne parliamo dello stadio, insomma. Quindi quello è il mio piano B, che accetto senza alcun tipo, anzi che difenderei con tutte le mie forze. Grazie Fabio Versatile che mi hai ricordato che ho perso delle che non avevo visto assolutamente. Perché nella situazione dei vocali non esce né Buongiorno né Maradona, non esce Fattore Falanga, e quindi possiamo recuperare anche le donazioni di Bra. Ringrazio per le indescrivibili emozioni Antonio. Ok, scusa, c'è follia. Italiano, Iraola, Obnes, Ones, non lo so, non lo conosco proprio, ma mi stai facendo dei nomi che non ho mai sentito in vita mia, perché sono io che non so gli allenatori internazionali. Motta per il futuro, continuare da Elmas, amico mio. Poi nel gruppo Telegram ci scambiamo le informazioni su questi altri allenatori che mi hai segnalato, non so di quale squadra stai parlando.
quindi non commento perché non sono abituato a commentare cose che non conosco. Paul Winterfed: tu che hai contatti nello spogliatoio, sai di sicuro se Conte rimane? Per me resta. Unica alternativa Maresca. Andando poi sulle parole di Corona, sai se la presunta talpa è ancora in spogliatoio? Allora no, non lo so. Io gli spifferi che mi arrivano, lo sapete, non mi nascondo, se delle cose mi arrivano le dico, e quello che mi è arrivato è che allora, senza gli spifferi, l'analisi della conferenza di Conte mi porta a dire che ci ha salutato con molto garbo. Non so qual è l'intenzione di De Laurentiis per il post Conte. So che però, questo istinto mio, istinto puro, e spifferi mi dicono che De Laurentiis è molto attivo, anche con nomi molto gradibili, molto graditi a me, e che possono essere graditi tantissimo anche alla piazza. Su questo mi potete credere. Su per quanto riguarda la talpa non ho idea. Cioè, ecco, adesso mi hai ricordato ancora meglio, grazie, perché quando ho parlato di Corona all'inizio non avevo dimenticato, avevo messo questa cosa, cioè Corona dice che alcuni giocatori lo hanno contattato per mettere in cattiva luce Conte, tanto che sono che non lo sopportano più, quindi giocatori che contattano loro Corona per mettere in cattiva luce Conte. Ora noi Conte lo salutiamo. Ciao Antonio, grazie di tutto, ci sentiamo, alla prossima, non ti preoccupare. Conte lo salutiamo, ma poi ne arriva un altro. Questa gente qua va individuata, e quindi nella chiacchiera di Conte con De Laurentiis io non voglio sapere restiamo insieme, che mercato mi fai l'anno prossimo, se no me ne vado. Io voglio che Conte individui e faccia sapere a De Laurentiis dove sono dei giocatori che ci devono lasciare, perché questo poi diventa una cosa inaccettabile. Va benissimo valutare Conte per quello che ha fatto sul campo, per gli errori tattici, per la scelta delle formazioni, per la gestione di alcuni calciatori, però alcuni calciatori, visto che sono esseri umani e gli esseri umani sono fragili, sono a volte cattivi, a volte fanno degli errori consapevoli o inconsapevoli, prendere e allontanare, perché noi li difendiamo il più possibile, però sappiamo che sono capaci alcuni gruppi squadra, alcuni giocatori o alcuni gruppetti di fare cose che non sono per lo stemma, che non sono solo per i fatti loro, e questo per me non è il massimo. Ringrazio Paul e ringrazio Tore Falanga, non posso seguire adesso ma la recupererò, spero una conferma di Conte, ripartire da Højlund, Vergara, Santos, McTominay capitano, Lusso, KDP, penso che quella sia una B, in panca. Certo, mi piace. Tra l'altro, vedi, se pensiamo ad un cambio modulo, perché se hai Politano, cioè se sostituisci Politano, no, in una ipotetica estate meravigliosa, dove sì, risparmiamo un bel ingaggio. De Laurentiis deve abbassare il tetto ingaggi, e Politano ti costa tantissimo, l'abbiamo visto con i numeri, all'ordo è una spesa incredibile che non è giustificata da quello che ti porta in termini di bonus, in termini di assist, di gol e di prestazioni, non è giustificata. Se saluti Politano, ecco che puoi cercare un giocatore di fascia. Se continui con questo andazzo, per esempio, devi andare a prendere Palestra, ok? Su Politano lo sostituisci con Palestra e io vado nudo sull'Empire State Building e vi vedrete nudo sull'Empire. Se invece fai un cambio di modulo e quel giocatore, quel quinto non ti serve, e vai con un allenatore che è un po' più integralista con altri moduli, dove questi quinti che vanno non sono fondamentali, saluti Politano e fai un ragionamento su altri giocatori. E sulla destra lì, a piede invertito, ti puoi giocare benissimo il dualismo
Neres Vergara, dove un Neres che ha dimostrato di essere non super integro fisicamente, che ogni tanto salta delle partite, lascia spazio a un Vergara che è uno di quelli che ha bisogno di trovare continuità. Quindi quella coppia lì sì. Santos con un altro, benissimo, benissimo. Santos ha dimostrato anche senza essere un titolare inamovibile di avere quella personalità di prendersi le sue occasioni quando le ha. Benissimo, McTominay capitano non lo diciamo nemmeno, senza andare contro Di Lorenzo, ma si è visto anche oggi quando poi c'è stata quella rissa con Elmas, come lui va a calmare Elmas, va a prendere gli avversari e li sposta, ha un rapporto anche secondo me con gli arbitri di grande rispetto. Status proprio enorme. E Højlund che te lo dico a fare. Quindi ringrazio tutti voi per questi commenti. Poi danno saluto a prescindere, così avevo letto anche io e così sapevo. Dai campi, vediamo, siamo verso il 60°, non è cambiato nulla sui campi. Oh no, Yerry Mina aveva segnato il Cagliari, Quindi ragazzi, in attesa di Guido, che non so nemmeno se verrà, perché gli ho mandato la cosa, però sapevo che aveva del lavoro da fare, io posso copiare il link e metterlo, lo metto nel gruppo, nel canale Telegram che trovate in descrizione. Quindi mi piacerebbe che siate, no, mi piacerebbe che sareste siete iscritti al canale Telegram. Il canale Telegram serve per quei video che non posso postare su YouTube e per le notifiche, di modo che un video viene subito considerato anche quando non c'è la campanella. Grazie Emanuele. Mi piacerebbe che foste iscritti al canale Telegram. Quindi nel canale Telegram, che è sempre libero, non è il gruppo Telegram che è riservato agli abbonati, il canale Telegram è un extra, sempre libero, sempre gratuito, dove lancio il link per entrare in live. Così ci salutiamo, faccio parlare un po' con voi, visto che non so se potrò fare la live con l'Udinese, credo proprio di no. Foste, sì. E così mangio pure una cosina mentre voi mi salutate. No, ho intervenito perché l'orario del mangiare è importante. La base solida di cui si parla ancora non c'è. Ci sono stati troppi incidenti gravi e calciatori sbagliati, si è progredito poco. Il terzo anno è quasi d'obbligo, altrimenti c'è poco senso in tutto. Sono d'accordo in parte. Anche io sono dell'idea, ed ero dell'idea, che è quello che poi ho detto nel video con Marinozzi, cioè che il progetto doveva essere sui 3 anni. Primo anno di ricostruzione, secondo anno di consolidamento e terzo anno di attacco alla vittoria. Secondo me il fatto di aver vinto il primo anno, Conte si sente un po' più libero anche di lasciarci. Mi sposto da questa parte per far entrare Daniele. Grande. Ciao a tutti. E quindi, come dicevo, insomma, il terzo anno è quasi d'obbligo, in teoria sì, la vedo anche io così, però secondo me il fatto di aver vinto già il primo anno quasi senza programmarlo, secondo me è una cosa che potrebbe allentare le maglie del contratto. Come stai, Daniele? Sto abbastanza bene. Praticamente questa settimana è stata un po' tumultuosa per me. Sì, ho visto il messaggio e ti abbraccio forte. Ma in effetti quello che volevo esprimere era la mia soddisfazione prima di tutto che Conte abbia scelto di venire ad allenare la nostra squadra, perché questo è già una cosa molto importante, un punto di partenza se vogliamo veramente aumentare lo status della nostra società, e l'abbiamo aumentato perché abbiamo visto all'opera l'attaccante, secondo me, l'allenatore più forte della Serie A in questo momento. Mi aspettavo di più, una curiosità che volevo dire, mi aspettavo di più dal lavoro di Allegri,
e sinceramente mi aspettavo che fosse l'anno del suo riscatto, cosa che non c'è stata, e quindi questo avvalora ancora a maggior ragione la forza che ha avuto Conte di prendere una squadra letteralmente, non dico dalle macerie, ma eravamo in una situazione veramente critica e quindi ci ha riportato in alto. E capisco anche coloro che magari dall'inizio non sono mai stati pro Conte, perché chiaramente il suo excursus, il passato, è sicuramente juventino, e quindi il suo carattere non è piaciuto a tutti, non è sicuramente un allenatore amato da tutti, questo si sa, però nel momento in cui ha accettato la causa Napoli e l'ha fatto nel modo in cui l'ha fatto, sicuramente dovrebbe far cambiare idea a molte persone, perché comunque si è attirato su di lui colpe che non aveva, ha fatto cose per noi che pochi allenatori farebbero, E secondo quello me. accentra la discussione. Qualsiasi cosa succede, alla fine qualcuno darà comunque la colpa lì. È un po' come funzionava con Mourinho, cioè che lui si prende tutte la scena. Vincenzone anche, Ah, ciao, come stai? buonasera. Non c'è male, non c'è male, bella partita, niente, non sta andando, non sta andando per i migliori, nelle migliori delle ipotesi nel mantra scarso. Là siamo un po' tutti in difficoltà. Però i chiattoni piangenti sei tu pure? Sì, con là Andrea, là ho vinto. E là è la vittoria, quindi prenditi la vittoria. Sei troppo beh, modesto. sì. Bravo. Allora, leggiamo anche qualche commento, così commentiamo tutti quanti insieme. Io penso che Conte è uno dei pochi al mondo che poteva portare il Napoli dal 10° a vincere uno scudetto. E penso che aspetta, sta arrivando un pianto del gruppo dei cugini, perché evidentemente è successo qualcosa, stanno piangendo contro il mio pianto, perché così si fa poi alla fine il fantacalcio. Evidentemente è successo qualcosa. C'è un'espulsione dell'Udinese, che potrebbe essere un giocatore che riguarda il mio avversario, perché siamo punto a punto, quindi vi aggiorneremo. Vittoria in Serie A, vedi i chiattoni piangenti, il Gazzella Bella con Vincenzone che si sono tolti. Tra l'altro oggi c'era il passiglio d'onore, eravate voi contro di me, e quindi vediamo Stai come va a vincendo. finire. Sto vincendo? Stai vincendo. No, non ho controllato bene, perché stavo controllando la coppa. Aspetta che c'è pure Francesco. Ciao. Ciao. Non so come mettere meglio la telecamera. Dico a tutti quelli che parlano male di Conti, voglio ricordare che noi abbiamo, questa è la maglietta dello scudetto dopo Spalletti. Ci si ricordiamo tutti a che posto siamo arrivati? Ci ricordiamo tutti. Quest'anno invece abbiamo fatto secondi. Siamo tra i primi 4 per il momento. Poi domenica ci diremo dove siamo. Il secondo lo scopriremo. Penso che la continuità è questa. Ciao Fabio, aggiungo anche Giovanni. Buonasera. Quindi uno alla volta, tutti gli amici bellini. Sì, la matematica certezza, basta ovviamente un punto con l'Udinese per non essere più raggiungibili dal Milan. Se dovessimo perdere e il Milan vincesse, devono fare 2 o 3 gol in più per scavalcare la nostra differenza reti. E per quanto riguarda invece la Roma, siamo in vantaggio negli scontri diretti, quindi anche se ci appaiono, se si appaiano, non ci superano. Quindi questa è la cosa. Comunque Valerio, se permetti, volevo dire una cosa, scusami, 2 secondi. Mi sono dovuto sorbire, io abito adesso a Coriano Scala, in Calabria, mi sono dovuto sorbire la festa scudetto degli interisti a Corigliano Scala, perché è una cosa che ha dell'incredibile qua. È fantastico proprio.
E Sono rimasto seduto sul divano. è la potenza delle squadre, di quelle 3 squadre là, che hanno tifosi dappertutto, radicati, specialmente al sud dove non c'era rappresentanza di squadre che vincenti, e quindi sono un po' dappertutto. Fabio! Ragazzi, io come dicevo prima nel vocale, a parte che saluto tutti con gran piacere, Vincenzo, Daniele e gli altri ragazzi che non vedo i nomi, ma li saluto lo stesso. Che il mio telefono è piccolo di schermo, comunque non lo so, Vale, io se vuoi ti leggo il passaggio che ti ho detto su Di Lorenzo che mi ha rimasto cioè, mi ha fatto un attimo pensare. Sicuramente ci saranno cambiamenti perché i giocatori vanno e vengono, ma quel che non deve mai mancare a Napoli è la competitività. Spero che il Napoli continui a lottare per le posizioni di alta classifica. Questo passaggio mi ha fatto un attimo pensare a dire aspetta un attimo, ma vuoi vedere che... Perché vanno e comunque vengono, cioè si inserisce anche lui. Però Ok. dice spero che il Napoli resti nelle posizioni di alta classifica. Capito? Lo sai, io provo Ok, sempre a senza mettere dire punti. restiamo. Ok, ho capito. Ma guarda, secondo me, in maniera molto, anche molto fredda e distaccata, Di Lorenzo mi pare che ha 33 anni. A ottobre. Ok. Quindi è anche secondo me plausibile che lui si possa lasciare una porta aperta per un ultimo contratto importante, magari anche altrove, magari non in Italia. Ti puoi giocare una chance, non lo so se ha voglia di Arabia, ha voglia di America o di qualche altra cosa, visto che Giuffredi ha spesso detto io Mario Rui me lo porto in Arabia, e poi non è successo. Di Politano pure si è parlato dell'Arabia, vuol dire che qualche contatto lì lui lo potrebbe avere. Quindi può essere che si tiene aperta questa possibilità senza insistere un po' ha dato insomma Di Lorenzo per quello che noi dobbiamo cercare il sostituto, ma dobbiamo cercare un sostituto che l'anno prossimo abbia molte partite nelle gambe, perché Di Lorenzo un altro anno da super titolarissimo diventa difficile. E soprattutto più moduli pure nelle gambe, ma la stranezza è che ha appena rinnovato Di Lorenzo, non ci dimentichiamo, ha altri 2 anni di contratto. E allora ecco perché io volevo dire questo. Poi su Conte io critico la gestione, magari il non gioco che ci può essere o meno, però come allenatore credibile non posso andare contro quello che penso io. Cioè Conte è l'unico che può tenere testa a De Laurentiis, per quanto io possa criticarne, perché a me piace vedere il bel gioco, lo sai, lo spettacolo, il dominio delle partite, però comunque sia Conte è Conte, non possiamo dirgli niente. La garanzia di quello che ti chiede almeno sul mercato è quello. Ci sono pochi allenatori così, poi piaccia o meno è così. Giovanni, Ma su Di Lorenzo vi dico la verità, mi dispiacerebbe per lui quanto persone, per il procuratore neanche no. Cioè, se se ne vanno entrambi subito, anche domani mattina. la troviamo la cosa positiva di Lorenzo. Esattamente. Su Conte vi dico la verità, per me ha già detto addio da un mese buono a questa parte. Non gli sono spiaciute troppe cose forse della società, non so se De Laurentiis investirà mai sulle strutture, ma penso che sia un sogno più che altro, e onestamente quello che mi dispiace realmente è che ripartiremo un'altra volta da un famoso anno zero, con più tanti cambi anche nella rosa, perché già se consideri anche chissà, Modi Lorenzo o Politano e lo Bottico a punto interrogativo, su tanti che ne devi cambiare. No, questo è vero. Vale, però scusatemi un attimo, voglio integrare questo fatto, ma tutti gli allenatori che vengono a Napoli prima non lo sanno che Napoli non ha le strutture, ma per quanto De Laurentiis fa le sue la prima pietra e cose, ma lo sanno prima in che situazione si vanno a mettere. Però A me Fabio, chi questo può fatto che attrarre? vengono fuori dopo, mi capite? Però sai, ad oggi, dopo Conte, chi attrai come società? Palladino perché va Sarri all'Atalanta con Giuntolo l'8º nano, quindi puoi prendere Palladino.
Questo ho sentito Palladino prima. è interessante, però anche lì Palladino pure lo devi costruire in una piazza così importante. E noi lo sosteniamo Palladino dopo le prime sconfitte. Mm. Io penso proprio di sì. Chi lo sa, abbiamo criticato Conte, abbiamo criticato Angelotti, figurati Palladino. La critica, se è costruttiva, va bene H24, capite? La critica costruttiva, ma Palladino No, ma è io un'altra di noi- cosa. non ti parlo di noi come community, io ti parlo come ambiente, cioè in In generale. generale proprio. Cioè, capisci? Poi diventa una situazione veramente difficile da gestire per una persona o un allenatore non abituato a certe piazze. Comunque basta che Palladino resto a volte reale, poi se ne sembra un possono po' andare chiunque. arrogante. Mi sembra un po' arrogante Palladino a volte. È un carattere un po' particolare, che non mi sembra proprio dolce di sale come persona. Poi giustamente nel calcio bisogna avere ambizione, bisogna avere carattere, però in certe situazioni, come ha detto Valerio prima, se n'è andato dalla Fiorentina che aveva lasciato comunque una squadra in una buona posizione in classifica. Nell'Atalanta ha fatto comunque un buon lavoro quest'anno, perché l'ha presa dal basso e ha fatto un buon lavoro, non si può dire di no. Però la vedo un po' particolare con Palladino, non lo so. E anche con Italiano, mi sembra, scusate di dirlo, però è un allenatore un po' mediocre, secondo me, cioè non è all'altezza. Poi magari mi posso sbagliare, perché quelli sono i nomi. Basta che non sia italiano. Altrimenti dobbiamo andare su Klopp o Guardiola, mi sembra un po' fantacalcio, cantafalso. Basta che non sia italiano, mi va bene chiunque, credetemi. Anche Thiago Motta. Vedi, perché poi No, allora l'italiano è Thiago Motta. Perché poi Thiago Motta è fondamentalmente straniero ma italiano che ha giocato nella nazionale italiana, quindi come Oriundo, come diceva Totò, siamo tutti oriundi. Sai che a proposito di Motta ho fatto un giro su X e ci sta ovviamente tutta la community juventina in subbuglio perché stanno rischiando seriamente di uscire e guarda com'è particolare il calcio. Nell'anno in cui sono quasi tutti abbastanza contenti del lavoro del mister, dei Spalletti, sono abbastanza tutti in quella direzione là, è l'anno in cui viene a mancare la qualificazione Champions, mentre gli altri anni non erano convinti né di Allegri né di Motta, hanno comunque preso la qualificazione e quest'anno potrebbe non arrivare. Per una questione proprio tecnica, io ringrazio Enzo che me l'ha mandato in privato, in pratica possono, se vincono l'ultima, possono arrivare a 71 punti. 71. Scusate, ogni tanto una sfizia. Smorchia non smentisce mai. Però Spalletti ha detto che pure l'Europa League va bene. Ah sì? Non l'ho sentito. Sì, no, è sempre Europa. Si è afferrato con quelli di DAZN. È sempre Europa. Ah, me lo devo andare a sentire, dai. Peggio di Antonio quando perde. Ok. No, l'ho visto solo nervoso con Gudmundsson che lo stava, gli teneva la mano sulla spalla e lui ha indicato la mano, gliel'ha tolta, sta nervosissimo. Comunque, 71 punti, quindi con la Roma e il Milan a 70, se una delle due perde la prossima partita, allora hanno la possibilità di sopravanzare. Se vincono Roma e Milan, la Juve è fuori e non c'è discussione. Se invece arrivano a pari punti con la Roma, com'era la situazione? Vale, stai dimenticando una cosa però, perché tu il Como non lo stai considerando che sta sempre a 68 e agli scontri diretti in vantaggio, esatto. andata e ritorno. Con il Como sono in svantaggio. Se arrivano tutti a pari merito, il Como è avanti. Con la Roma invece arrivare a pari punti con la Roma vanno meglio loro per la differenza reti e con il Milan hanno solo un modo per arrivare in Champions, esatto, senza il Como. Quindi esatto, il Como non deve poi fare anche loro, nel caso che una tra Milan e Roma scivoli, se il Como vince pure stanno in guaia. Hanno reso anche l'ultima partita interessante da seguire onestamente. Vabbè, la Roma se va a perdere a Verona si va a suicidare però Napoli-Verona, Giovanni, proprio Napoli-Verona. Verona. Questo è un Verona retrocesso.
questo è un Verona retrocesso e io vi dico, non lo so se mi sta ascoltando, ma era un nostro amico bellino della vecchia guardia, proprio Fabio, quando eravamo 2000-3000. Renato, tifoso del Verona, l'ho risentito, perché non lo sentivamo, non ci Giuro, sentivamo. Sì, salutacelo. amico mio, te lo saluto assolutamente. Un ragazzo meraviglioso, tifoso del Verona, Beh, sfegatato, che era con noi, era abbonato al canale, meravigliosissimo. Ci siamo risentiti ultimamente e gli ho fatto onestamente i complimenti per il finale di stagione del Verona. Ora, al di là di quelle che sono le rivalità tra tifoserie, perché è inutile negarle, non corre buon sangue, però un pochino era anche quella coalizione nelle rivalità poi con le grandi, che il Napoli di 5 anni fa non era ancora in quello status. Insomma, io gli ho fatto volentieri i complimenti per il Verona, che da retrocesso comunque sta facendo delle partite di grande livello, senza squagliare. Il Pisa si è squagliato, onestamente. Mentre il Verona sta lì e sta togliendo punti, ha tolto punti alla Juve, mo si è tolto lo sfizio, insomma, con l'Inter. E mo hanno la Roma e Santa Maria. mica è poco. Verona ha fatto più punti nel girone di ritorno delle piccole squadre. È il girone d'andata che diciamo ha steccato tutto. Comunque io dal Verona prenderei Orban l'anno prossimo per fare lotta libera, che sarebbe un ottimo. Perché era Capenberg Orban. Mamma mia, esagerato quello che è successo. Litiga con tutti sia in campo che fuori dal campo, quindi là diventa un nuovo Lucca, quindi tipo un altro Lucca più piccolino, raga, per me sta là. Vede Verona mi piace quel Bilob là, Bilo come si chiama? Proprio Kill è forte proprio. Comunque, oggi su DAZN dicevano che abbiamo pagato Lucca 35 e McTominay 31, un'altra cosa incredibile che non si capisce come. Le cronache da zii ubriachi, devo dire la verità. Sì? Sembravano gli zii ubriachi a Natale oggi in telecronaca, mamma mia. Non lo so, ho visto oggi ho visto Paramount, non lo so. Mangio il pollo con le mani, cioè veramente, le hanno cacciati di tutti i colori. Era il pollo quello il protagonista del pollo. Esatto. Però Ciro Ferrara oggi diceva che Conte, perché poi dopo ho visto in interviste che Conte resta al 100%. Gli hanno fatto la domanda, ma ha interpretato le sue parole o ti ha telefonato? Sa, la solita. Invece Giaccherin diceva: no, io che l'ho avuto, queste parole mi sembrano di uno che è andato via, già, eccetera, eccetera. Ah, ok. Io mi fido di Ferrara. Ferrara ha detto che ha interpretato diversamente da Giaccherini le parole di Conte. Le ha interpretato perché lui ha detto a prescindere. Quando lui ha detto a prescindere, lì mi sono preso una riflessione, mi è venuta una riflessione. Quel prescindere. Guagliù, io vi dico, io vi ho detto la mia, però ovviamente devo ricordare lo storico. Io anche l'anno scorso ero convinto che non continuasse e alla fine se ne andava alla Juve, sì. Il famoso video di Opirt, che è il video che esce in quello è il momento dell'annuncio, insomma, dove sono Conte e De Laurentiis che continuiamo un altro anno. Allora è proprio quello. Quindi cioè, ben venga, insomma, se l'ho letta male, oppure se pure cambia idea, perché quando Conte dice c'è un'altra partita, c'è anche la possibilità che lui c'ha un pensiero. Però Ferrara ha detto quello che stai dicendo tu, Vale. Ferrara ha detto, allora si deve dimettere perché ha un altro anno di contratto. Questa cosa non mi suona, capito? No? Si deve dimettere comunque, ma a prescindere si deve dimettere. Però là c'è l'amicizia che ha tirato fuori, dice si mettono d'accordo e si separano. Comunque si deve dimettere. Gol del Sassuolo, Lecce nei guai, attenzione, sicuramente ha segnato Berardi. Fammi vedere perché ce l'ho ma vi faccio vedere subito. Pinamonti calma perché Pinamonti
ce l'ha l'avversario del mio avversario, e quindi l'avversario del mio avversario è un mio amico. Calma. No, Calma. no. Sì. Tanto mo lo annullano. Va facile. Però sono almeno contento perché avevo il dubbio tra Di Gregorio e Falcone. Almeno Falcone 2 gol le ha presi come Di Gregorio. A proposito di Gregorio, saponettina, non sono contento. Se l'avesse fatto Meretti il gol che ha preso Di Gregorio stasera, qua succedeva proprio la rivoluzione proprio industriale. Male, malissimo. Infatti là Cristo, probabilmente. così Lecce è in B, Così è in B? Dipende l'ultima partita. Sì. Lo so, però la Cremonese ha avanti di un po' così. Ha vinto la Cremonese. Ancora per il gol di Vardi. Così praticamente scavalca, la Cremonese va a 34 e Lecce a 33. Col Cagliari a 40, che ovviamente si toglie dalle No, vabbè, vale, questi qua stanno proprio fuori di testa. Che è successo? Questa scudetto Inter portò ai napoletani con lo striscione di Zelischi che porta McTominay con la catena e lo domina. Ma pensate a voi. Io pure oggi ho letto un altro di quelli là famosi su X del tifoso dell'Inter. Dice, oggi l'Inter ha frenato, il pareggio rimette in gioco il Napoli. Ma vi riuscite a godere una vostra vittoria senza mettere in mezzo a noi? Ma proprio mai! Incredibile! Gol di Vardi! Come gol di Vardi? No, aspetta, perché Vardi ha segnato al nono. No, aspetta, il gol di Vardi, se è quello là vecchio, il gol di Vardi è tutto a posto, gol di Vardi. Ma in questo momento non vedo un nuovo gol della Cremonese, a meno che non sei allo stadio di Udine. Non sei allo stadio. No, vale 1-0. Che succede? Perché la mia voce si è raddoppiata? Vabbè. Che succede? Perché la È mia voce si è 1-0, raddoppiata? vale 1-0, vale 1-0. Chi è? È Vincenzone, credo. Sì. Sono io perché che è qua? Vale, ma già vedi che ha segnato il Ho Aspetta, messo Vincenzo, ti muto un attimo perché il telefono, stai facendo altre cose. Questi Android. Dicevi, Fabio, scusami. L'hai detto che ha segnato Mina, vero? Sì, ieri Minà. Hai detto, ha segnato Mina. Sì. Prossimo acquisto del Napoli. Allora, sempre 1-0, quindi no, quel gol di Vardi non è così. Siamo praticamente agli ultimi minuti, quindi possiamo... Fermi tutti. 1-1, gol dell'Udinese. Ultima notizia dalla Germania. Nusa in cima alla lista degli azzurri. Calma, non ho detto niente. Mo leggevo. Fermi tu, Nusa, calma, Antonio, un altro Antonio. Antonio rimane. Un altro Antonio. Antonio Vergara, Antonio fermi. Tutti gli anni. Allora, mi è uscito il gol dell'Udinese, ma non so ancora chi è. Conoscendo i miei polli, potrebbe essere Davis che mi fa perdere la coppa. Ti prego. Te lo dico subito. Davis mi farebbe perdere la coppa. Vediamo. Che eravamo in equilibrio. Atta. Hai visto? Atta? Okay. Non l'ho Guarda letto. Vincenzone con Mallo. Allora, la follia dei nomi arriva. Infatti sì. Annullato, falso allarme, aiuto. Infatti, annullato, ancora 0-1. Aiuto. Sì, annullato. Annullato, vai. Annullato. C'avevo un attacco, ma c'avevo anche un attacco contro. Tant'è vero che l'avevo messo tra i pianti. Laurientè l'avevo messo. Sì, l'ho visto il video, pianti invece la Coppa Davis. Ragazzi, io ci vivo in Germania, Nusa non mi piace perché ha le ossa di vetro, attenzione. Colpo di scena. Non mi sembra. Fragilità, livello di infortuni, eccetera, eccetera. Questa non è una cosa ideale, perché conoscendo i nostri problemi.
E mi fa strano, lo sai, che in una giornata si chiude tutto, cioè sappiamo tutte le cose, non dobbiamo nemmeno aspettare il giorno dopo. La contemporaneità vi piace? Sì, A ma me io già sì, soprattutto alle 7 di mattina però la devono mettere. Quello è il problema. no, ma se già da 10 giornate dalla fine la mettessero con le partite tutte di domenica alle 3 alle 20:45 sarebbe bello. Comunque è stato emozionante il cambio che succede, cioè ti raddoppia il momento della tua partita, poi ti arriva una notizia da un campo e già sposta la classifica, comunque è divertente. A me l'unica cosa è che poi non me le rivedo, perché non avrò tempo poi di rivedermele una per una. Chi è Fabio? Che stavi facendo vedere? Chiarirlo. Ah, vabbè. Vabbè, ma se Mamma mia. ci pensi, il campionato dei 91 punti, noi in contemporanea passammo da, mi sembra, meno 10 a meno 7 e poi inizio che arrivavamo a meno 1, Mamma che noi mia. giocavamo contro l'Udinese e loro a Crotone. Mertens a Crotone. Mertens a Crotone. Esatto. Ma- cioè, Esatto, Davide, esatto, era a Ta che tenevamo noi, a noi però ci ha segnato Ndur, perché io mi fidavo dell'Andur Durate e fritti. Notizie di ADL quando sapremo. Allora, credo Emiliano che prima della partita all'Udinese dovremmo stare in stand-by, perché Conte ha detto c'è un'altra partita, quindi non avremo notizie ufficiali secondo me. Il colpo di teatro potrebbe essere di annunciarlo proprio al Maradona con il saluto a Conte, eccetera, eccetera. Non credo che siamo così organizzati. E poi non credo che abbiamo già un nome che sia definitivo e che ha già accettato. Bisogna sedersi. Anche perché fino a pochi giorni fa non sapevamo nemmeno se Manna era proprio stimolato dalla Roma, che se lo venivano a prendere. Quindi dobbiamo aspettare un pochino, secondo me. Ma scusate, Valerio, Vale, ma ma io credi veramente fattibile questo scenario nell'anno del centenario di poter fare tutti questi cambiamenti tutti in una volta? Cioè, mi sembra un po' strano. Non lo so, Dani, io l'unico problema che vedo è che può essere che il centenario è una cosa a cui teniamo noi, assai, perché è simbolico, perché è così, ma può essere pure che un'azienda in generale non se ne frega tanto. Cioè, no, Vale, perché comunque sta organizzando l'amichevole con il Boca Juniors, quindi sì, non mi sembra tutte cose belle, però non è il fatto che abbiamo cioè se De Laurentiis non avesse vinto questi 2 scudetti, no, tu dici per il centenario faccio la botta pesante e cerco di vincere perché così è anche simbolico, però abbiamo già cioè, capito? Centenario ti può portare tutta una serie di iniziative per i tifosi, magliette più belle ancora, che sono già bellissime, queste Ma amichevoli le cose sono importanti. due: o prende un grande allenatore ancora più grande di Conte, perché De Laurentiis lo sappiamo all'improvviso com'è, se non i capi sì, allora è capace qualcosa, o magari conferma tra virgolette i più forti del blocco squadra, pure quelli magari a 35% tipo Anghissà e roba varia. Però comunque sì, sappiamo che sono giocatori importantissimi per questa squadra e non li puoi andare a sostituire, perché tu già solo con i riscatti il Napoli ha speso veramente 100 milioni, capito? No? Quindi Sì. io credo che quest'anno del centenario per i soldi di De Laurentiis capita proprio. Ui, Vale a pennello, eccola là. mi capi? Io sono convinto di questo, perché comunque tu lo bot che non lo compri, che il combo, se vuoi Perrone, che più o meno simile, devi parlare da 50 a salire, dice di sa, se no ti appia Conete e Sassuolo e poi quindi devi giocare sempre McTominay. No, troppo complicato, secondo Difficile, me, troppo hai complicato. ragione. Torna Lang, torna Lucca, torna Lindstrom. No, non credo proprio. Caiust, ma infatti sì, No, Caius no, perché lì è andato in Serie A e l'ha riscattato. Gli unici soldi che prendi sono Ma quelli di Caius. c'era la clausola sulle presenze, Fabio. No, bastava solo la promozione in Serie A dell'Ipswich Town, non ti preoccupare, è andato in Serie A, quindi riscatta 6 milioni, 6 milioni. Buono, ma l'ho priato. 6 milioni, buono spendere, in Inghilterra specialmente. 25 like servono dalle tasche degli amici Bellini e
avevo letto una domanda che era interessante. Rino ci dice: dato il secondo posto ancora in gioco, servirà la contemporaneità? Io credo di sì. In questo momento le app portano tutte le partite il 24 maggio alle 3, cioè alle 15. Però non lo so, secondo me adesso aspettavano le altre, i finali di tutte le partite, e rifaranno probabilmente il calendario. Lo possono fare anche il giorno prima, perché oramai abbiamo visto che si organizzano con gli orari quando vogliono loro, per dividere ancora, per riuscire a succhiare un altro po' di diritti TV. Nel finale, con il secondo posto è in gioco, quindi lo dovresti in teoria mettere in contemporanea. Valentina, Buonasera. buonasera. Salutino veloce perché tra poco devo scappare, però vi volevo salutare a voi. Ma tutti noi, ti volevo dare le chiavi del canale, ma non ce le ho qua. Non c'è allora, bisogno. No. Fai prima la chiosa, allora, se devi andare. Vale, fai prima la chiosa se te ne devi andare. Ecco, appena me ne vado faccio una chiosa. Comunque stava per arrivarti una iastemma da Luca che aveva segnato Davis, che non hai idea. Ah, non è vero. Sì, no, meno male. Non è Perché veramente stavamo per sbroccare. Che io nel frattempo mi sto giocando il terzo posto con Domenico. Solo il gol di Davis ci manca. Sto per capire, rientro subito. Va bene, Fabio, però ti bacio perché può essere che mo salutiamo, Devo andare a allora vi saluto passeggiare. a tutti. Devo andare a passeggiare perché devo mettere i miei steps in. Sì. Un abbraccio a tutti, allora. Ciao Fabio. Ciao. Un bacio. E ragazzi, Comunque siamo un po' in uscita, l'elenco degli infortuni di Nusa. Vai giù, ma tanto, cioè, Vabbè. non lo so. Allora è perfetto. È già È comprato. il nostro proprio. Il nostro già, dai. Mettici Devono pure ancora essere. qualche ernia, qualche lombalgia, va perfetto proprio. Guaglioni, Decisamente. io vi abbraccio e vi bacio. Mi ha fatto piacere vedere tutti voi. Mi ha fatto piacere che questa live è capitata a pennello, con più serenità, con il risultato acquisito, con una bella partita. Anche perché, insomma, quelli che resistono fino alla fine dei video, o quelli che già sanno, io volo, come dicevo ad Angela, per venire a Napoli a fare delle cose che poi non mi permetteranno di avere molto tempo a disposizione per incontrare. Però se ci riusciamo a incrociare anche per un saluto velocissimo, sarà mio onore e piacere. Un abbraccio a Daniele. Volevo dire che c'è Mbappé in uscita dal Real, magari potrebbe essere interessante. Per carità di Dio. No. Stulic. 3-2 Lecce. Aiutatemi. Stulic. Aiutatemi. Attenzione. Questo cambia tutto. Stulic? E mo? Del maestro Giampaolo. Mamma mia, mamma mia. Io devo dirvi la verità perché Francesco mi farebbe piacere. È arrivato il romanista con il risultato. Gruppo che la Cremonese con Giampaolo si era assicurata il paracadute, Ottimo. Incredibile. Quindi in questo momento il Lecce è a 35 con la Cremonese a 34. Esatto, sì, perché hanno vinto tutte e due. Mamma mia. Incredibile. Wow. Altre live, sì. Allora, non è che noi mo chiudiamo e non ci vediamo più fino all'agosto prossimo, assolutamente. Anzi, ci sarà. Io vorrò affrontare il mondiale, al di là di quell'impegno che forse non avviene, però poi vediamo. E vediamo. La Siena di Lecce, che dire, è andato grosso per qualcuno dice. No, dico semplicemente in questo periodo, visto probabilmente con l'Udinese non ce la farò, però faremo altre live, faremo sicuramente altri contenuti. Voi statemi dietro, seguite gli accordi e statemi dietro. Finite, a posto. Si sono dati in faccia dopo il gol, va benissimo. Adesso andiamo a recuperare tutte queste. Tutte quelle che stavano per retrocedere. Ti trovi? Sì, Ha vinto il Cagliari, anche il Cagliari. ha vinto il Lecce e ha vinto la Cremonese. Esatto. E il Bologna, insomma, ha vinto però di cortomuso, quindi per raggiungere poi l'Atalanta dovevano fare almeno 3 gol, quindi se arriva, sì. quindi no, l'Atalanta è matematica settima, giusto? Sì. Che se pareggiano comunque non c'è. Cioè se perde la prossima l'Atalanta e il Bologna vince comunque a pari punti
L'Atalanta sta c'hanno davanti. la differenza loro, esattamente. Va bene, Daniele, un abbraccione. Ciao, Forza Napoli. A presto. Vincenzone, ti smuto. Ci vediamo. Ciao. Quanto... Ripeto. Mo stacca. No, volevo sapere quando c'hai programmi di venire a Napoli? Volo durante l'Udinese. Quindi lo vediamo. Ci vediamo. Un bacione a Vincenzone. Giovanni, a presto. Ciao ragazzi, sempre Forza Napoli. Sempre. Grazie mille. E Valentin, che fai? Saluto Giovanni, Valentin, gli lascio le chiavi. Signor Questo era il Battista. jack, è il jack del wireless. Quindi tu wireless puoi suonarmi le parole in italiano quando non mi vengono? Certo, che purtroppo il cervello non t'attacca. Non si connette. E comunque non so se avevi chiappato il commento di prima, ma tu l'hai visto come rimbalzava il pallone su sto campo? Non ne ho parlato. No, hai fatto bene. Allora, io ho visto a un certo punto delle macchie che non ho capito Che se non so era... cos'erano. se era non erano delle ombre della torre di Pisa, cioè No, secondo me erano tipo dei rappezzi. Non lo so che cosa c'era su quel campo, era stranissimo. patch. Ma c'è quel rimbalzo a inizio partita, c'era Amir in vantaggio, la palla è sparita, è tornata indietro. Che schifo, vabbè. Conte a un certo punto lo dice, non lo so se si è sentito pure in Italia, che dice il campo è Sbagliati secco. perché... sì. L'ha detto, Vabbè. Vabbè. Aspettiamo qualche bordo cam, chissà. Vediamo, se dubito che sarà il nostro, però quello che arriva troviamo. Un bacio e un abbraccio a tutti voi, grazie mille per la vostra presenza, per il vostro supporto, per la vostra pazienza. Un abbraccio anche a Guido, che sicuramente era impegnato, ma che se non commenterà in questo video comunque ve lo riporterò per chiudere la stagione, anche con un video magari registrato dedicato per un'analisi anche da parte sua di quello che è stato e che non è stato. Non è la fine della stagione, perché c'è ancora una partita da goderci. Conte l'ha chiamata ciliegina, è corretto, non è una finale, non cade il mondo, però serve un punto per la matematica certezza per il secondo posto, serve di magari togliersi la soddisfazione di ribaltare, perché l'Udinese ogni tanto ti toglie dei punti brutti e bisogna migliorare anche la classifica Guido, se vogliamo chiudere bene per ricominciare bene anche l'anno prossimo, come ha fatto la Roma. Ha cambiato allenatore ma ha continuato su quella scia. Quello è quello, se vogliamo, la base solida, un po' come aveva fatto Ranieri con la Roma. La base solida ha portato un Gasperini ad essere migliore difesa all'inizio e non brillante in attacco. Poi le cose si stanno riequilibrando, però abbiamo parecchi elementi per analizzare quello che sarà presente e futuro, con molta calma però, perché senza fare quelle cose. Amici belli alla ribalta, Poriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sei, poco. Allora, È vero, Paul, anche la prospettiva della telecamera, e quello poi è una questione anche di stadi, non mi piaceva per niente, non era bellissima da vedere. Questa sigla dal vivo, e pure ci penso, ci sono novità anche a livello musicale. State tuned che ci divertiamo.